Ben ritrovati, buongiorno a tutti e ben ritrovati con Sveglia Trieste, mercoledì 7 gennaio, prima ora di rassegna stampa con la lettura delle notizie dal piccolo, uno sguardo lo daremo anche ai quotidiani nazionali. Nel corso della mattinata avremo i collegamenti con la nostra troupe esterna per verificare lo stato di fatto della situazione meteorologica che però è andata via via rientrando in termini di precipitazioni, quindi la neve che abbiamo visto ieri anche in certi punti della città a tratti molto copiosa è cessata, precipitazioni che sono dunque si sono interrotte e che hanno lasciato in certi punti della città ancora paesaggi bianchi leggermente o meno leggermente innevati. In centro città invece tolto il vento e il freddo è tutto tornato alla normalità. Essendo gennaio, temperature attorno allo zero le si possono in qualche modo prevedere e accettare. La neve invece è stato un qualcosa di straordinario che non si vedeva da un po' di tempo in questa misura e che ha comportato, come vedete anche dal titolo che abbiamo in sovraimpressione, la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado. L'ordinanza che ieri ha emanato, ieri attorno all'ora di cena, il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e che di fatto chiude oggi le scuole per una questione di sicurezza e incolumità, visto che in certi istituti ci sono ancora situazioni di ghiaccio al suolo, marciapiedi che potevano essere un pericolo per l'afflusso dei tanti studenti, ripeto, di ogni ordine e grado, quindi dai più piccoli alle superiori, motivo per cui anche oggi saremo proprio all'esterno per fare il punto sulla situazione meteo con i colleghi che tra circa un'oretta saranno con noi in collegamento. Tutto questo durante gli ospiti, la presenza oggi di Ivo Gherbassi, consigliere comunale della Lega, con noi dalle 8 alle 9. A seguire torna il giornalista e docente Zeno Saracino dalle 9 alle 10. Vedremo poi il punto degli argomenti che ci porterà all'attenzione proprio Saracino. Come detto, la prima ora sarà come ogni mattina dedicata alle notizie, però anticipiamo dalla pagina meteo anche per vedere la situazione di oggi, ma soprattutto le previsioni per le prossime ore. Una depressione sull'Italia centro-meridionale determina l'afflusso di correnti umide sud-occidentali in quota e fredde, anche secche da nord-est al suolo. Per oggi e domani prevarranno correnti secche anche in quota che garantiranno tempo stabile ma freddo. Mercoledì 7 gennaio nella notte e fino al mattino cielo da nuvoloso a coperto, dal pomeriggio diminuzione della nuvolosità ad iniziare da ovest. Sulla costa soffierà Bora da moderata a sostenuta con raffiche anche forti a Trieste nella prima parte della giornata. Le temperature tra 0 e 3 gradi, le minime, le massime fra 2 e 5 gradi centigradi. Per domani, giovedì 8 gennaio, cielo in prevalenza poco nuvoloso ma con un graduale aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio. Temperature sotto la norma con estese gelate notturne. Per domani le minime arrivano a meno 3 gradi fino anche agli 0, le massime tra i 2 e i 4 gradi centigradi. Il dettaglio settimanale non cambia il copione nemmeno verso il fine settimana. Venerdì la previsione è incerta, ma il cielo sarà da variabile a nuvoloso con possibili precipitazioni sparse verso est, quota neve fra i 300 e 500 metri, cielo variabile per sabato con le zone orientali che del pomeriggio saranno interessate ancora da Bora moderata. Vento dunque che ci accompagnerà ancora nei prossimi giorni, sicuramente oggi e domani rimarrà con questa intensità, raffiche anche forti, soprattutto oggi nella prima parte della giornata. Da domani ci sarà un graduale miglioramento con un sole che si farà vedere maggiormente rispetto al cielo a tratti coperto di questi giorni. Andiamo alle notizie del quotidiano Il Piccolo. In primo piano la neve, Trieste nella morsa del gelo, chiuse tutte le scuole.
Bora e neve attesi meno 8 gradi. Anche a Muggia scuole chiuse, San Dorligo della Valle e Morrupino ordinanze che prolungano le vacanze per la chiusura delle scuole ancora per oggi. L'altro titolo in evidenza invece ci porta a Monfalcone con la cronaca. Coltellate all'ex moglie, poi si trafigge e muore. Aggressione al culmine di una lite, portati a Cattinara, fuori pericolo. La donna, lui invece non ce l'ha fatta. Tragedia in una palazzina a Monfalcone, l'uomo aveva 70 anni, lei 63, entrambi insegnanti in pensione, vivevano da separati in casa. Al termine della lettura della prima pagina vedremo anche il relativo servizio che è andato in onda ieri nel telegiornale di Tele4. Di piazza sbeffeggia Eli Schlein sui social, il Partito Democratico indegno, imbarazzo a destra, altra bufera a sfondo sessista scatenata dal sindaco di Trieste, i dubbi di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Il post incriminato è stato poi racchiuso in questo piccolo riquadro con una pubblicazione sul Facebook del sindaco di piazza, tanti auguri Befana, con la foto della Befana e il volto della segretaria del Partito Democratico Eli Schlein. Centrodestra, Zaia prepara la sua svolta. Il manifesto politico a firma di Luca Zaia, apparso sul Foglio, è l'embrione di una piattaforma politica ben strutturata per una destra liberale. Così nella sua analisi Carlo Bertini, sempre a tema politica. Ho sentito urla e l'ho trovata insanguinata sul pianerottolo, e la testimonianza di Monfalcone, della donna vicina di casa che ha sentito le urla e che poi ha scoperto essere successa questa tragedia, questo omicidio, tentato omicidio-suicidio, come detto, a Monfalcone. Altri titoli: pallamano, Romania KO in più di 1000 a Chiarbola, spingono l'Italia 35-34. Palla-Chiarbola sold out per l'attesa amichevole in vista degli imminenti europei con gli azzurri che hanno chiuso con la vittoria la partita amichevole. Trieste ipoteca il passaggio, siamo al basket, il passaggio in Ungheria perché finisce 62-82 nella Basket Champions League contro lo Szolnok. I biancorossi vincono gara 1, domani il ritorno in casa per gara 2. Sara Davis, oblio per una filantropa, la tomba in rovina. Ci riporta proprio Zeno Saracino, che come abbiamo anticipato sarà nostro ospite tra un paio d'ore circa. È una tomba disadorna, semplice, incorniciata da un tempietto neoclassico. Le scritte sbrecciate ricordano i nomi di una famiglia, ultima delle quali una donna, Sara Davis. Ci riferiamo a uno dei tanti mausolei disastrati che si incontrano all'ingresso del cimitero anglicano. Effettivamente si dice Davis, per il cognome straniero, è diventato Davis in termini gergali locali per identificare quella strada che da Roiano porta verso via Commerciale. Comunità in festa ma senza il tuffo, i riti dell'Epifania con la chiesa greco-ortodossa e il festeggiamento della propria festività nella giornata di ieri, dove è venuto meno il consueto tuffo che con le temperature proibitive e le precipitazioni è stato deciso di non effettuare. Questa, come detto, la prima pagina del Piccolo. In primo piano la situazione della cronaca con Monfalcone, lite nella notte, urla e sangue, accoltella l'ex moglie e poi si uccide. Paolo Utili, 70 anni, si è avventato su Maria Rosa Codermaz, 63 anni, colpendola con diversi fendenti su collo e fianco. Si è tolto la vita con la stessa arma. Parole convulse, i toni si alzano e riecheggiano nel cuore della notte all'interno dell'appartamento. Poi lui agguanta un coltello, infierisce sull'ex moglie con più fendenti. Lei si accascia, scappa e l'uomo rivolge contro sé la lama, autoinfliggendosi tagli profondi. Paolo Utili, 70 anni, è deceduto poco dopo il ricovero a Cattinara. La donna, Maria Rosa Codermaz, 63 anni, da quell'inferno potenzialmente mortale è fortunatamente uscita senza riportare lesioni letali.
sempre trasferita all'ospedale triestino, è stata accolta nel reparto di medicina d'urgenza. Lacerazioni diffuse anche al collo e a un fianco, ma non tali da compromettere punti vitali. Come detto ieri, se ne è occupato Gianluca Paladin nell'edizione del telegiornale di Tele4. Andiamo a sentire se ci sono dettagli maggiori da poter fornire rispetto a quanto appena letto. Ha tentato di uccidere a coltellate la compagna, poi si è autoinferto dei colpi ed è morto poco dopo in ospedale. È il terribile fatto di sangue andato in scena in un'abitazione di Monfalcone questa notte. Sulle indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Gorizia vige il massimo riservo, ma secondo quanto appreso un uomo di 76 anni, forse in preda a una crisi, si sarebbe improvvisamente scagliato contro la compagna 63enne con in mano un coltello da cucina. Diversi i fendenti che hanno raggiunto la malcapitata all'addome. L'aggressore, convinto di aver ucciso la donna, ha poi rivolto la lama verso se stesso. Nel frattempo erano stati allertati i soccorsi, sul posto sono intervenute ambulanza e polizia di Stato. I due conviventi sono stati portati d'urgenza all'ospedale triestino di Cattinara. I medici hanno fatto di tutto per salvare la vita al 76enne, ma le ferite riportate erano troppo gravi. L'uomo è deceduto poco dopo il ricovero. La 63enne invece si è salvata. Stando a quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita. Leggiamo ancora dal piccolo: una coppia di insegnanti in pensione, per anni insieme, ora separati in casa. Tra i monfalconesi il nome di lui ha rimandato al negozio di mercerie in corso. La coppia non è mai stata attenzionata dalle forze dell'ordine per denunce passate, è una situazione dunque che si è sempre maturata all'interno del nucleo familiare senza aver poi mai dato modo di dover richiedere l'intervento di forze dell'ordine o enti di varia natura per questa situazione familiare, come immaginiamo ce ne siano anche tante altre un po' dovunque. È stato terribile, l'ho vista piegata su pianerottole e mi ha detto tutto. Rahman Sharimin è la vicina di casa che per prima l'ha soccorsa e ha chiamato ambulanza e polizia. Non potevo far finta di nulla. Qui proprio la vicina che ha dato una mano chiamando i soccorsi. La donna ha protetto i suoi figli evitando che si affacciassero sulla porta, poi è corsa al telefono. Da anni è di rimpettaia della coppia, non li ho mai sentiti gridare, ci limitavamo a salutarci ogni volta, ha riferito la vicina di casa. L'episodio è accaduto all'interno di un palazzo di 9 piani, solo 2 inquiline sono accorse, portati entrambi a Cattinara, la donna ricoverata non è in pericolo di vita, lui, come detto, è deceduto poco dopo il ricovero. Andiamo alle altre pagine. Con le crisi internazionali, l'Europa avverte gli Stati Uniti, la Groenlandia non si tocca. Dichiarazione dei leader europei a favore di Copenaghen, Trump replica: l'uso della forza è un'opzione sul tavolo. I principali leader europei, da Macron a Meloni, da Merz a Starmer, prendono posizione e dopo la timida reazione dell'Unione Europea respingono le mire degli Stati Uniti sulla Groenlandia nel timore che dopo il Venezuela Donald Trump decida di usare la forza anche per prendere il paese artico. Il Regno di Danimarca, compresa la Groenlandia, fa parte della NATO, la sicurezza dell'Artico deve quindi essere garantita collettivamente in collaborazione con gli alleati della NATO, compresi gli Stati Uniti, sostengono i leader europei, rispondendo proprio al punto sostenuto dal tycoon che gli Stati Uniti hanno bisogno dell'intera isola per ragioni di sicurezza nazionale. Ma mentre la Danimarca prova a dare garanzie proprio agli Stati Uniti, decidendo di rafforzare la presenza militare in Groenlandia, gli stessi Stati Uniti stanno lavorando, secondo l'Economist, a un accordo di associazione con la Groenlandia che esclude la Danimarca, un'intesa di tipo politico e militare per consentire a Washington di schierare più liberamente truppe ed espandere le sue infrastrutture militari. Donald Trump e il suo team stanno valutando diverse opzioni, poi l'acquisizione della Groenlandia e l'utilizzo delle forze armate. Gli Stati Uniti a tal fine è sempre un'opzione. Dice proprio l'utilizzo delle forze armate americane è sempre un'opzione, ha dichiarato la Casa Bianca alla Reuters. Spari e tank schierati, Caracas ripiomba nella repressione, giornalisti nel mirino, espulso un italiano, tank schierati a Caracas, uomini armati incappucciati agli angoli delle strade, posti di blocco dei reparti paramilitari, famigerati colectivos che controllano
nei cellulari pur di trovare anche solo un messaggio di appoggio a Trump. Giornalisti perquisiti, fermati e poi rilasciati, uno tra loro espulso dal paese, un italiano, Stefano Pozzebon, collaboratore della CNN. La capitale si è svegliata attanagliata dalla morsa della repressione. La calma surreale che ha dominato i giorni successivi al raid americano è scomparsa alle prime ore del giorno, lasciando spazio al timore di una nuova ondata di arresti. Donald detta legge a Rodriguez, la transizione la guido io, secondo il commander in chief la presidente ad interim sta collaborando e la leader d'opposizione Machado promette un ritorno in patria, sempre le reazioni sul tema Venezuela. Vertice storico a Parigi, più sicurezza per Kiev, accordo sulle garanzie, l'intesa con livello interosi in Ucraina, missione civile e militare, qui la foto della stretta di mano fra Zelensky ed Emmanuel Macron. Iran nel caos, manifestanti inseguiti negli ospedali, alta tensione nel paese. Meloni conferma il sostegno ma niente truppe sul campo, la premier presente a Parigi si schiera a fianco dell'Ucraina in altri modi, non con i militari sul campo e promette di vigilare sulla pace. Nella missione all'Eliseo ha però avuto incontri positivi con i leader presenti. Questa è la posizione dell'Italia. Torniamo in Svizzera per quanto accaduto nella notte di Capodanno. Prosegue l'inchiesta, il governo cantonale annuncia aiuti alle famiglie colpite, a Constellation, nessuna verifica dal 2020, dai proprietari la piena collaborazione. Il sindaco ammette l'inadempienza, l'ultimo controllo antincendio nel bar della strage di Capodanno risale al 2019, il comune assumerà tutte le responsabilità che la giustizia determinerà. Tanto qui la distesa dei fiori sul luogo della strage con tante bandiere anche a simboleggiare le nazionalità dei ragazzi che non ce l'hanno fatta. La cerimonia in ricordo delle vittime, parteciperanno Mattarella e Macron. Qui il punto sulla commemorazione per un ultimo saluto alle vittime di questo incendio. Insulti e spintoni, aggredita una troupe di giornalisti della RAI, il primo episodio è lunedì pomeriggio, insulti, spintoni, acqua gelida, 3 troupe della RAI, ma anche alcuni giornalisti stranieri sono stati aggrediti a Crans-Montana, dove erano impegnati a seguire gli sviluppi della strage di Capodanno, azioni, secondo quanto raccontano le stesse vittime, verosimilmente messe in atto da persone vicine ai coniugi Moretti, gestori del bar Le Constellation, nel quale hanno perso la vita decine di ragazzi. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciata italiana in Svizzera, che si è già attivata in tal senso, di sensibilizzare le autorità sulla necessità di tutelare i cronisti. Tutti i feriti al Niguarda in prognosi riservata, la visita della premier, oggi funerali di 2 ragazzi. Il dolore non si ferma per quelle giovani vite spezzate a Crans-Montana, ma anche la speranza per gli 11 pazienti ricoverati a Milano, tutti in condizioni ancora critiche e in prognosi riservata. Navi bianche in aumento, Fiume attende 40 toccate, nel capoluogo quarnerino il 2025 si è chiuso a quota 32 con 27.000 passeggeri. Il prossimo anno un'ulteriore crescita, si parte in febbraio fino a metà dicembre. La più grande a metà giugno sarà la Norwegian Viva con 4.000 persone a bordo. Per i beni culturali restaurato l'altare a Verteneglio, fondi anche dal Veneto. Cherso piace anche d'inverno, tanti gli austriaci e i tedeschi, così i risultati del turismo. Il Quarnero in Istria sferzati da bore e neve, disagi al traffico, il meteo che ha colpito anche le località oltreconfine. Attacco frontale di Vučić alla Croazia, coalizione militare anti-Serbia, il presidente ha bollato così la cooperazione difensiva tra Zagabria, Tirana e Pristina, nata lo scorso maggio. L'annuncio poi di Pirk Musar, Slovenia verso il voto, elezioni in data 22 di marzo. Il Parlamento si riparte, venerdì parla la Premier Meloni, il 9 gennaio è prevista la conferenza stampa del Primo Ministro, il 15 il Ministro Crosetto riferirà sugli aiuti militari all'Ucraina, in agenda anche il referendum e poi il tema dell'ex Ilva. E nella stessa pagina leggiamo Piersanti Mattarella, ricordo 46 anni dopo, è la ricerca della verità, così la ricorrenza, poi il governo che accelera sul pacchetto sicurezza, la Lega, norme severe, e le opposizioni incalzano dopo l'omicidio del capotreno, DDL assenteismo,
Giorgis sfida Del Rio con le polemiche interne al Partito Democratico. Ci spostiamo ora a collegamento con la centrale della polizia locale, dove ci attende l'agente scelto Fabrizio Morello per il punto sulla mattinata. Visto che le precipitazioni nevose sono calate, possiamo pensare a un normale ritorno e graduale ritorno alla normalità. Lo chiediamo però, come detto, all'agente scelto Morello. Buongiorno. Buongiorno allo studio a tutti i telespettatori. Prego. Sì, ha detto benissimo, le condizioni meteo sono in miglioramento, persiste sole e vento. Da un controllo che abbiamo fatto questa mattina con le nostre pattuglie, sentendo pure la Trieste Trasporti, possiamo dire che tutte le vie sono praticabili, percorribili senza alcun problema. Naturalmente prestare sempre attenzione, perché potrebbe sempre esserci qualche piccola lastra di ghiaccio. I mezzi spargisale sono sempre al lavoro, un lavoro imperterrito da ieri, quindi diciamo che la situazione speriamo andrà solamente a migliorare. Per quanto riguarda ieri sera, abbiamo avuto diverse segnalazioni per creasse di ghiaccio nella tarda serata, soprattutto le zone più problematiche sono state via dello Scoglio e via di Cologna, ma sono state egregiamente gestite dagli operatori Cegas e dalle nostre pattuglie. Abbiamo sentito pure la Trieste Trasporti che ha detto che tutte le linee sono attive, quindi per chi avrà bisogno dei mezzi pubblici non ci saranno problemi. Per quanto riguarda il resto, mi volevo solo segnalare che ieri, a causa di una perdita di acqua, è stata chiusa la via De Porta, il numero civico 40, sarà riaperta, sarà urgente fare uno scavo, quindi per qualche giorno sarà chiusa per effettuare i lavori. Per il resto non ci sono altre segnalazioni o eventi che possono inficiare la viabilità pubblica, solamente il meteo, ma come dicevamo sta andando a migliorare. Ok. Immagino che non ci siano previsioni di aperture di nuovi cantieri proprio per il vento e ancora il freddo. Poi se l'agenda lo dice o non lo dice, insomma, lo vedremo anche nei prossimi giorni, immagino. Sì, esatto, diciamo che se continua così probabilmente tutto ritornerà alla normalità, ma al momento magari nella mattinata ci sarà un piccolo blocco dei lavori, come è stato per le scuole che sono state chiuse. Certo. Bene, grazie allora all'agente scelto Morello, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, ovviamente buon lavoro a lei e a tutti i colleghi. In questi giorni, ieri in particolare l'altro ieri, ce n'è stato di lavoro tanto per la polizia locale quanto per la protezione civile, i vigili del fuoco, tutti i mezzi anche all'opera per garantire la salatura delle strade, in particolare quelle in pendenza, che poi hanno riservato determinate difficoltà per chi abita o frequenta le varie zone. Oggi, come abbiamo sentito, come era immaginabile anche a causa dell'interruzione delle precipitazioni, sta tornando tutto lentamente alla normalità. Bisogna però prestare attenzione ancora a quelle lastre di ghiaccio che permangono sulle vie, sui marciapiedi, sulle strade, che possono continuare a rappresentare un pericolo fin tanto che non si vanno a sciogliere. Manifesto del centrodestra, Zaia prepara altri capitoli, torniamo al piccolo con la pagina politica, la firma di Carlo Bertini. L'uscita sul Foglio ha raccolto il consenso dei governatori e i sindaci del Nord. Si profila la strategia per le politiche 2027, le convenienze di Meloni e Salvini. Mattarella è citato più volte come fonte di ispirazione, qui in foto il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia, con la sua novità inserita nel manifesto politico del centrodestra e che potrà fungere anche da linea guida per chi si riconoscerà in questo percorso. I partiti in regione, bilanci e propositi e rebus Campolargo, dal sì convinto di Alleanza Verdi-Sinistra al grande gelo di Azione. In casa Movimento 5 Stelle circola l'ipotesi del senatore triestino candidato governatore. Lui dice non escludo nulla, quindi si parla di Stefano Patuanelli, ex terzo polo frammentato con Italia Viva che guarda al centro-sinistra e i calendiani invece equidistanti tra i due poli. Patuanelli si deve ripartire nel parlare agli elettori per conquistare consenso, ne è convinto
il senatore 5 Stelle Patuanelli, anche perché al nord il movimento fa più difficoltà che al sud a raccogliere consensi. Paghiamo cose raccontate male dal mainstream, da ministro sviluppo economico ho creato transizione 4.0 che poi il centrodestra ha distrutto, ma non si è trasformato in un consenso nel mondo delle imprese. No alle primarie, dice invece la consigliera Pellegrino di Alleanza Verdi e Sinistra. Sono convinta che abbiamo figure da spendere come leader dell'opposizione nel Friuli Venezia Giulia. Persone con capacità, e sottolineo capacità perché non ci vuole solo carisma e comunicabilità. Mi auguro si converga su un nome senza passare dalle primarie, così Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, formazione che contiene Europa Verde, Sinistra Italiana, è anche possibile. Ettore Rosato, deputato e vice segretario di Azione, è convinto che si voterà per la regione nel 2027. Sarà Meloni stessa a chiedere a Federica di scendere in campo e al tempo stesso dice anche Fratelli d'Italia farà valere il suo peso nella selezione di un candidato presidente della regione. E così Trieste potrebbe essere un laboratorio, suggerisce, ricordando la scelta controcorrente che fecero DC e PDS a mettersi assieme con Riccardo Illy. Poi ci sono altre dichiarazioni da Italia Viva e Open Sinistra FVG con Maria Sandra Telesca di Italia Viva e il consigliere Ons, proprio di Open FVG. Andiamo al tema che ha coinvolto il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, tanti auguri Befana, Di Piazza Soschlein, ira del PD, l'imbarazzo nel centrodestra. Il sindaco di Trieste, non attacco l'aspetto ma come tratta la Premier. La vicenda però fa il giro dei media tra dure critiche del centro-sinistra. Ci sono diverse dichiarazioni in questa pagina. Ne leggiamo un po'. Matteoni di Fratelli d'Italia dice: gli assalti a Meloni? Per la deputata di Fratelli d'Italia Matteoni scopriamo oggi che anche la sinistra è capace di indignarsi, ma minimizza o tace quando appaiono minacce di morte contro la Premier. Oggi strumentalizza o si scopre sensibile? Prima di chiedere dissociazioni, si dissoci da tutto quello che è stato fatto dalla sinistra. Quella del Partito Democratico sui social è la solita indignazione a intermittenza. Stiamo ancora aspettando la richiesta di dimissioni di Landini per aver dato della cortigiana a Giorgia Meloni. Serracchiani dimentica il suo ruolo. Per la deputata Dem Serracchiani Di Piazza dovrebbe ricordarsi del suo ruolo, ma la politica ha perso ogni senso delle istituzioni e ogni freno. Nella nota dei capigruppo di Camera e Senato Braga e Boccia e dei capodelegazione a Bruxelles Zingaretti si sottolinea il gesto grave di un sindaco non nuovo, comportamenti sessisti e offensivi verso le donne. Chiede scusa al PD e alla sua segretaria e ai partiti che lo sostengono, anche a livello nazionale, prendano le distanze. Il Post travalica subito i confini locali, ripreso da tutte le testate nazionali. Il sindaco di Piazza è inseguito tutto il giorno dai media a caccia di spiegazioni. Con il quotidiano La Stampa ammette che quella stupida foto mi sta dando il tormento, chiedendosi però dov'è il sessismo. Duro il commento di Enrico Mentana. Come può permettersi il sindaco di una città gloriosa e importante di postare i suoi auguri dando il volto della leader di un partito suo avversario alla Befana? Altre reazioni arrivano dal mondo politico, da destra a sinistra. In foto riconosciamo l'ex sindaco ed eurodeputata della Lega Anna Cisint, Isabella De Monte di Forza Italia, la deputata Tubetti di Fratelli d'Italia, ma anche la consigliera del Movimento 5 Stelle in comune Alessandra Ricchetti e la segretaria regionale del Partito Democratico Caterina Conti. Il primo cittadino: non è nuovo episodi legati a sessismo, sul caso molestia a Rimini, complimenti normali da maschi, freddezza fra le elette del centrodestra, solo una battuta, ma la foto e gli insulti non sono opportuni, usi di meno i social, questo è un po' l'invito che viene fatto anche per evitare poi polemiche che sfocino a livello nazionale e che parlino di Trieste in questa maniera. Andiamo a sentire nel servizio che ha realizzato Gianluca Paladin quella che è stata proprio la versione del sindaco di Piazza sul post pubblicato. Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia su tutte le furie per
Questo è l'ultimo post pubblicato sui social dal primo cittadino di Trieste, Roberto Di Piazza. Tanti auguri Befana, con la leader dei Dem Elly Schlein con la scopa in mano e appunto raffigurata come l'iconica figura simbolo dell'Epifania. E il commento dai vertici del partito regionale non si è fatto attendere. Non è satira né spirito goliardico, solo mancanza di rispetto, si legge nel comunicato firmato da Caterina Conti, segretaria regionale del PD, che così prosegue. Un gesto sessista, indegno di chi ricopre un incarico pubblico, che usa il body shaming come arma politica. Purtroppo, conclude la nota, non è l'ennesimo scivolone di un Di Piazza alla fine della sua parabola politica, ma è la cultura prevalente della destra che ci governa a tutti i livelli. Appreso del comunicato del Partito Democratico, il sindaco di Trieste, raggiunto telefonicamente dalla nostra emittente, ha risposto così. Allora, innanzitutto in 25 anni questi mi hanno detto di tutto. C'è un post che gira mio che mi bacio con un uomo e non ho fatto sicuramente i miei, ma quello che mi fa specie poi, ogni volta che guardo la televisione, quello che questi riescono a dire alla Presidente del Consiglio, la Meloni, riescono a dire delle cose orrende e dopo si arrabbiano perché io metto una foto della ma dai, sveglia, giù dalle brande. Andiamo ora in pubblicità, ci fermiamo per qualche minuto, torneremo poi con le altre pagine del Piccolo, andremo alla lettura di tutta la sezione locale con le notizie di Trieste e provincia, tra poco. La bora forte che ha soffiato per tutto il giorno a Trieste con le raffiche che hanno raggiunto il picco di 100 km/h, unita alla caduta di neve, ha provocato gelate per le strade. In certe località dell'altipiano carsico nemmeno si cammina, marciapiedi completamente off limits anche in città. Per questo il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, con ordinanza ha imposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Non voglio che bambini, ragazzi, genitori e personale scolastico rischino di farsi male scivolando sulle lastre di ghiaccio. Questo è il commento rilasciato dal primo cittadino. A Trieste la nevicata è durata tutto il giorno, così come il vento forte. 2 i centimetri di neve caduti in città, 10 sul Carso, completamente imbiancato. Super lavoro dei mezzi spargisale che hanno dovuto operare per tutto il giorno sull'altipiano. La caduta di neve partita in sordina in città nel pomeriggio è diventata una vera e propria bufera, aumentando sensibilmente il rischio di ulteriori gelate per questa notte. Da Borgo San Sergio a Cattinara, da San Giusto a Sant'Anna, ma anche Servola, San Luigi e Rozzolmelara, tutti i rioni di Trieste sono coinvolti nell'emergenza. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, le linee degli autobus della Trieste Trasporti hanno subito rallentamenti, deviazioni e limitazioni di percorso. Fortunatamente, da un aggiornamento del tardo pomeriggio, non risultano persone rimaste ferite a causa della presenza di ghiaccio al suolo, ma nulla vuole essere lasciato al caso. I mezzi spargisale continueranno il lavoro per tutta la notte al fine di proteggere l'incolumità degli utenti della strada. E questa è la situazione meteo che ha caratterizzato la giornata di ieri. Ben ritrovati con la rassegna stampa di questo mercoledì 7 gennaio qui a Sveglia Trieste. La pagina di riferimento all'interno del Piccolo è questa qui. Neve, bora forte, strade ghiacciate, l'ondata di gelo chiude le scuole. A Trieste, Muggia, San Doligo della Valle, Dolina e Morupino arriva lo stop dai sindaci. Stanotte attesi anche meno 8 gradi e gelate. Ieri seconda nevicata e raffiche a 90 km/h. Sul Carso in azione gli spazzaneve. Ecco le foto che raccontano nel quotidiano la situazione meteo con i motorini che hanno visto proprio la neve depositarsi sulle planche, ma poi anche le strade innevate o ghiacciate in certi punti, e poi i mezzi che spargisale e spazzaneve che hanno transitato lungo le strade della provincia per salare i percorsi ed evitare la formazione di ghiaccio al suolo, nonché poi rimuovere anche la neve dove rappresentasse un pericolo. L'autobus 64 invece, che percorre via Commerciale in salita, in questa ulteriore immagine, autobus che oggi sono tutti regolari, come ci è stato comunicato poco fa dalla polizia locale. Oggi lezioni sospese, la protezione civile è attivata
per la salatura, siamo a Muggia in questo caso. Altre immagini del maltempo, poi c'è chi ha sfidato il freddo andando in bicicletta, altri che sono andati semplicemente a spasso per vedere la situazione cittadina con un panorama sicuramente diverso dal solito, anche suggestivo. Chi col cane, chi a piedi a fare una passeggiata. Mobilitati 140 operatori e 15 mezzi di emergenza, sono stati impegnati soprattutto sulle strade carsiche, tante le chiamate alla sala operativa della polizia locale. In mattinata Fiocchi e Refoli non hanno fermato ciclisti e podisti. I comuni dell'altipiano usate l'auto solo per estrema necessità. Questa è la raccomandazione, in particolare in quelle zone della provincia dove i percorsi sono più difficili, con la formazione del ghiaccio che rende anche pericoloso utilizzare il proprio veicolo. Messa in sicurezza e lavori sui muri di contenimento per 400.000 euro. Gli interventi in strada del Friuli a Longera in via Pindemonte, nell'area della scala pedonale diventato ostaggio del degrado. Questo è il piano di consolidamento di viabilità e tratti pedonali che avevamo raccontato diversi giorni fa attraverso un servizio con il programma che ha fornito l'assessore comunale Michele Babudar degli interventi in quelle zone dove da tempo i residenti chiedono di poter sistemare strade, scale e muri di contenimento. In via Pindemonte le transenne continuano a essere parte, diciamo, dell'arredo. Con la sistemazione però definitiva della scala saranno rimosse e il percorso sarà regolarmente transitabile, o meglio in sicurezza. La Befana si cala nella Grotta Gigante, musica, applausi del Gran Pampel finale, il tradizionale appuntamento di fronte a centinaia di spettatori. A chiudere l'evento l'immancabile bevanda degli speleologi. Andiamo a vedere la calata della Befana nella Grotta Gigante, in quello che ormai è un appuntamento annuale. Fuori la coltre bianca di neve, dentro lo spettacolo di sempre. Consueto appuntamento con la Befana in Grotta Gigante, l'evento che da 42 anni richiama nella caverna centinaia di curiosi. In occasione dell'Epifania alle 15, gli speleologi hanno proposto al pubblico un pomeriggio di emozioni e festa, calandosi in costume con i discensori dalla volta della cavità, per poi raggiungere gli spettatori radunati 100 metri più in basso sul fondo della Grotta Gigante. Sulle note della banda sono scesi come funamboli la Befana, i Re Magi, Babbo Natale, la Stella Cometa, ma anche i Muccocervi, i fantastici abitanti del sottosuolo carsico. Una volta atterrati tra il pubblico, i simpatici personaggi hanno rallegrato i bambini con dolcetti e caramelle. Per gli adulti, invece, un gruppetto di folcloristici vichinghi ha preparato l'intramontabile Gran Pampel, la bevanda alcolica calda dalla ricetta segreta che da sempre scalda gli animi degli speleologi durante le loro adunate. Il grido propiziatorio, quello consueto: Odino, Odino, non sta a mandare acqua, manda vino. All'interno della stessa pagina la teofania nel gelo, benedizione alla città senza tuffo in mare. In forma ridotta la tradizionale cerimonia. Il metropolita Stavropoulos ha gettato in acqua la croce legata con un nastro, recuperandola così da solo. Il rito greco-ortodosso che si è sviluppato ieri tra la Chiesa della confessione proprio greco-ortodossa, ma anche con la croce gettata in mare dal Molo Audace. Biblioteca Crisi, truffe, conferenza sulla prevenzione, il consigliere Grilli, le case di comunità sono fondamentali, questi gli articoli in breve che si leggono di parte in questa pagina. Muggia, il covo dei violenti viene abbattuto, arriva un complesso residenziale, siamo, ho detto, Muggia, l'edificio affacciato sul mare, il ritrovo dei Maranza, sorgeranno 13 nuovi appartamenti, operazione congiunta di Edili Impianti e Schiavone, lavori già cominciati. Ancora il comune mi ha dato una casa ma dentro convivo con i topi. La testimonianza di un 54enne che abita a Opicini in un alloggio provvisorio concesso dall'ente preoccupato per i figli. Qui la coda di un topo mentre si infila in una feritoia della K e accanto le esche utilizzate in casa per attirare proprio gli animali. Tentato omicidio, telecamere analizzate in piazza Garibaldi, sono ancora in corso le indagini nel nucleo investigativo della polizia locale di Trieste per risalire l'autore
del tentato omicidio avvenuto sabato sera in piazza Garibaldi. Il ticket al Carnevale di Muggia, blindare anche l'area esterna. Dal 12 al 17 febbraio ogni serata in piazza Marconi ospiterà musica per i giovani e il contesto considerato a rischio. La richiesta a destinare l'incasso alla sicurezza, il dibattito sul biglietto d'ingresso dopo le 19 a Muggia. L'associazione delle compagnie con il vice Crevatin, impopolare, ma deve essere fatto, hanno detto, sempre pensando alla sicurezza dell'evento. Il Museo Ugo Carà ospita 9 mostre, spazio al territorio, ultimo atto, l'allestimento delle opere scelte della collezione della Fondazione CR Trieste. L'assessore del Conte dice attenzione anche ai più piccoli con l'arte contemporanea. Proseguiamo, campi agricoli montani, interrogazione sull'Ilia a San Doligo della Valle, sarà discusso nel prossimo Consiglio Comunale il tema dell'esenzione del pagamento dell'imposta locale immobiliare autonoma, ormai chiamata ILIA. Formazione classica per capire il presente, l'articolo di Marina Amai, il fascino delle palle di neve sporche, le comete e il Green Deal del Centro Studi Antares. Continuiamo poi con il centro di recupero animali selvatici, l'EMPA salva una gazza che si era stata rinchiusa in casa, dopo le cure potrà tornare in natura. La foto con 3 colombi sul ramo che si fanno compagnia per sopportare il gelo e l'America che ritorna in orbita lunare nel laboratorio con Fabio Pagan. La Befana con l'ASI, corteo di auto storiche e raccolta benefica di generi alimentari. Qui la foto del gruppo con anche al centro il presidente del Consiglio Comunale Panteca. Sara Davis, la benefattrice senza giustizia. La sua tomba nel cimitero anglicano versa da tempo in pessime condizioni. Eppure all'ereditiera inglese dalla personalità misteriosa Trieste deve molto. Figlia di un ricco imprenditore, dedicò la vita alla cura degli indigenti e finanziò la costruzione del mercato coperto. Accanto vedete nella foto proprio la spogliatomba di Sara Davis nel cimitero anglicano di Trieste. Vende rigole a Ponte Rosso e il mercato coperto costruito perché le fruttivendole potessero lavorare al chiuso. Nell'altra foto, eccole qua, le venderigole e il mercato coperto visto come lo conosciamo oggi dall'esterno, questa sua forma particolare che lo contraddistingue. Quando Streller si infuriò per la tinta di capelli clamorosamente sbagliata, il libro, le curiosità e gli aneddoti sui protagonisti della scena culturale nell'alfabeto pettegolo firmato dalla gallerista bassanese. La fototeca in piazza, scatti suggestivi di storia e storie a Palazzo Gopcevic, mostra pittura in amicizia domani al Forno Sircelli. Altri appuntamenti, il regista Bellocchio si racconta oggi alle 18:30 alla Casa del Cinema di Trieste. Maestri d'arte in mostre patriarchie della pittura triestina alle 18 alla Galleria Rettori Tribbio. Gorizia, domani a Borgo Castello 3, Riccardo Gileno in concerto. Ancora appuntamenti, domani al CNULP, Matteo Paggi porta Giraffe, il nuovo disco fra jazz e rock. Siamo allo sport, con la palla a mano, batticuore azzurro, la nazionale di Hanning vince di misura con la Romania, una gara dai 2 volti. Il pubblico triestino nel secondo tempo la incita a reagire fino al successo finale, risultato 35-34. Per l'Italia nell'amichevole contro la Romania al Palasport di Chiarbola. Lavoro in corso per un europeo da Mina Vagante e il punto di Giovanni Armanini in vista della partenza per la Svezia, dove l'Italia giocherà le sue chance nella competizione europea. Inno cantato e ola tricolore, così Trieste riabbraccia l'Italia. La tribuna gremita anche da tanti giovani ha accompagnato ogni azione della squadra azzurra, l'unico rammarico la mancata apertura delle curve e quindi il nodo è rappresentato dalla capacità del palazzetto. Mengom MVP dedicato al prof Loduca, Marco papà sarebbe felice, il ricordo di Giuseppe Loduca. La federazione ha costruito in parte questa missione triestina per rendere onore a Giuseppe Loduca, tra i padri fondatori non solo della pallamano triestina ma anche di quella italica. Alla fine del match la premiazione dell'MVP azzurro Simona Mengon, che gioca in Germania, è stata intitolata proprio al mitico prof. A consegnare il premio il figlio di Loduca Marco e la figlia Martina. Entrambi hanno seguito il match
ma Marco in particolare ha incarnato sul campo la tradizione di famiglia. Lui, ottimo giocatore, suo figlio Pietro oggi è nella squadra di Carpanese e porta avanti l'eredità di nonno e papà. E qui vediamo proprio la foto di questa intitolazione. La magia magiara, Trieste si impone sullo Slanoki nella gara d'andata dei play-in. Domani alle 20 il Palla Rubini in palio il pass per il round of 16. Finita 82-62 per la squadra giuliana, che ha giocato in trasferta, e una vittoria che riporta morale anche dopo la sconfitta contro Trento arrivata nell'ultimo quarto. Mattiasic e Cotogna Group in pole per portare l'NBA europea a Roma. Queste le prospettive del club e le prossime mosse. Siamo al calcio nei titoli di questa pagina. Unione altro KO a testa alta ma rincorsa quasi esaurita. Ora il gioco passa alla società. Nei prossimi giorni, con le uscite e le eventuali entrate di giocatori, i tifosi potranno capire quale sia il progetto americano, finora non ancora molto chiaro. Nel frattempo andiamo a rivedere quanto è accaduto fra Triestina e Alcione Milano nel servizio. Inizia con una sconfitta il 2026 della Triestina, battuta in casa per 2-1 dall'Alcione Milano. L'Unione subisce 2 gol nei primi 20 minuti del secondo tempo e non basta la rete di Ionizza per raddrizzare il match. Rossolabardati in campo con Matosevic, Moretti, Ionizza, D'Urso, Gunduz, Anzolin, Voca, Johnson, Silvestri, Pedicillo e Kliaic. Subito la prima occasione per la squadra ospite, palla in mezzo all'area e piattone di Lopez che spara alta la sfera. La risposta degli uomini di Tesser arriva al 15° minuto con Gunduz, ma il tiro è debole e Agazzi risponde di piede. 4 minuti dopo è D'Urso a farsi vedere, ma il tiro di sinistro finisce altissimo sopra la traversa. In pieno recupero del primo tempo è l'Alcione ad avere la palla del possibile vantaggio. Spizzata di testa di Lopez, raccoglie Bright che però colpisce distinto e la palla finisce a lato della porta. Così si chiude la prima frazione di gara. Nella ripresa gli ospiti si fanno subito vedere, cross dalla destra, palla sui piedi di Marconi che di destro la mette alle spalle di Matosevic per l'1-0. Poco dopo occasione triestina, D'Urso approfitta di un pasticcio difensivo di Agazzi che non trattiene la sfera, ma Pirola salva sulla linea. A mezz'ora dalla fine però l'errore dell'estremo difensore alabardato, cross da sinistra, smanacciata di Matosevic e palla che finisce comodamente sul piede di Pitù che non può sbagliare, 2-0. Le speranze della Triestina si riaccendono al 29°, esterno destro di Ionizza dal limite dell'area e la palla si insacca alle spalle del portiere. Gli ospiti tornano subito vicini al doppio vantaggio, ma Matosevic respinge il tiro da posizione ravvicinata. Sull'altro fronte la Triestina ci prova fino all'ultimo per pareggiare il match. L'occasione finale è di Ionizza che però perde tempo prima di calciare. Una sconfitta che pesa, viste le occasioni che ha avuto l'Unione. Gli uomini di Tesser rimangono a -2 in classifica. Questo è il risultato della Triestina. Andiamo a vedere i dilettanti: Profagagna, Corsara, Morrupino, Cras-Repen dall'attacco spuntato. Il campionato di eccellenza nel gelo dello Scabar. I friulani fermano la corsa dei Carsolini e del tecnico Bozic. Team ospite in gol nella ripresa di gioco con Clarini ed Angelo del Piccolo e Durat, finita 0-3 per la Profagagna contro il Cras-Repen. Il Muggia 1967 sbanca anche Fontanafredda con Coffone e Ciriello, terminata 1-3 a Fontanafredda con la vittoria dei Rivieraschi. In foto Gianluca Ciriello, giocatore proprio del Muggia 1967. Tra le altre partite, biancocelesti battuti in Friuli, Progorizia ancora al tappeto e Sinosic ad esaltare il Tamai, vittoria di misura 1-0. Il Chiarbola va a vuoto, scontro salvezza al Rive d'Arcano, è finita 2-0 contro il Chiarbola. TBA manita al Sevegliano, Sistiana pari a 13° nel campionato di promozione. Groviglio Champions con la Serie A, Juve e Roma appaiate al 4° posto dopo aver battuto Sassuolo e Lecce. Il Como che ne fa 3 a Pisa è a una vittoria di distanza con una gara in meno. Il punto delle partite disputate ieri: Pisa-Como 0-3, Lecce-Roma 0-2, Sassuolo-Juventus 0-3. Oggi in campo alle 18:30 Bologna-Atalanta, Napoli-Verona, alle 20:45 Lazio-Fiorentina, Parma-Inter, Torino-Udinese. Domani il turno alle 18:30 di Cremonese-Cagliari, alle 20:45 Milan-Genoa.
La classifica è comandata in questo momento dall'Inter a 39 punti, Milan a 38, il Napoli a 37, Roma-Juventus a 36, Como a 33 punti con una partita in meno, come abbiamo detto. Bove saluta la Roma, giocherà all'estero con il defibrillatore nel mercato. A trovare una squadra in Inghilterra, se possibile anche prima della chiusura dell'attuale finestra di mercato, la ricerca del giocatore ormai ex giallorosso. Oggi lo slalom a Campiglio e Ghedina commenterà le gare di Cortina su Eurosport. Qua si va verso le Olimpiadi con Christian Ghedina, oggi 56enne, storico sciatore azzurro che sarà uno dei volti e una delle voci anche delle Olimpiadi prossime ad avere luogo fra Milano e Cortina. Vingegaard, il Giro d'Italia, si è sempre più vicino, obiettivo la tripla corona per quanto riguarda il ciclismo. Qui siamo già agli appuntamenti televisivi, allora torniamo indietro di qualche pagina con la Lotteria Italia che ad Auronzo di Cadore, il premio speciale da 300.000 euro. Vinto grazie a un biglietto venduto da Foto Ottica Capri, la titolare spero sia un residente che ne abbia bisogno. E qui proprio la foto del cartello vinti 300.000 euro, smerciati 9,6 milioni di biglietti, in aumento di 1 milione rispetto all'anno scorso. Ancora nelle notizie di attualità, l'assassino del capotreno sfasciò un supermarket a Udine, il titolare dice potevo morire io. Marin Jelenic, croato di 36 anni, a ottobre cercò di rubare birre al negozio Conad di via Vittorio Veneto. Il responsabile del punto vendita Vasto dice quando l'ho riconosciuto ho provato grande paura. Qui i fotogrammi presi dalla video delle telecamere del Conad mostrano il 36enne croato mentre dà un calcio agli scaffali, cammina nel supermercato in mezzo ad altri clienti, viene fermato dalle forze dell'ordine e poi è portato via. E qui Alfredo Vasto, titolare del supermercato Conad di via Vittorio Veneto a Udine. Conclusa la fuga del killer, è stato fermato a Desenzano, tradito dalle impronte digitali. Lotteria Italia abbiamo visto, tra le altre notizie, rissa in campo alla partita Under 14, l'episodio risale allo scorso 31 di agosto, scatta il DASPO per 2 genitori violenti, DASPO disposto dalla Questura di Torino. Il maltempo flagella tutta Italia, neve e pioggia, esondato l'Aniene, centinaia gli interventi dei pompieri a Roma e poi cala il sipario sul Giubileo, oggi comincia il Concistoro, al via il confronto tra i cardinali. Papa Leone XIV alle 9:41 di ieri ha chiuso la porta santa della Basilica di San Pietro, l'ultimo atto del Giubileo della Speranza che era stato aperto da Papa Francesco il 24 dicembre del 2024. Leone si è inginocchiato davanti alla porta di bronzo, ha pregato e poi ha chiuso i battenti. Erano presenti molte autorità civili, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella. Cala così il sipario sull'anno santo dei 2 papi che ha visto arrivare a Roma oltre 33 milioni di pellegrini. Economia, c'è più vino in cantina, si beve sempre meno, strategie da ripensare. Al 30 novembre 2025 le giacenze in aumento dell'8,6%, con ben 53,4 milioni di ettolitri. A nord-est molte le scorte di Pinot Grigio e Soave, Amarone e Prosecco DOC si difendono. Quanto vino c'è in cantina? Le giacenze del 30 novembre 2025 è, come detto, di 53,4 milioni di ettolitri, più 8,6% sullo stesso periodo del 2024. Vino nuovo in fermentazione, 9,5 milioni di ettolitri. Per quanto riguarda i mosti, 9,7 milioni di ettolitri. Bene il Prosecco DOC fra i vini del nord-est, il Pinot Grigio DOC delle Venezie, poi l'IGP Veneto, Conegliano Valdobbiadene d'OCG Prosecco, l'Amarone della Valpolicella e poi il Soave. Altri vini italiani, il Chianti Classico, il Franciacorta, il Barolo e il Brunello di Montalcino, con una produzione in ettolitri che è aumentata, ma al pari anche dell'aumento delle scorte
e nei magazzini. Fondi del MIT agli interporti, anche Trieste ne beneficia nell'articolo che si occupa di logistica e trasporti. Arriva l'arbitro assicurativo, previsto un boom di ricorsi dal 15 gennaio fra i possibili firmatari il contraente della polizza e il beneficiario o un danneggiato. I piani cottura di Smart Tech conquistano i big del bianco, l'azienda di Pordenone ha adottato i principi Lean e migliorato la marginalità. Il 2025 si è chiuso a circa 6 milioni di ricavi con un EBITDA margin del 20%. Le multi-utility alla sfida di intelligenza artificiale e elettrificazione spingono gli investimenti. Le previsioni degli analisti. La Triestina SQS cresce nei servizi di ingegneria, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Con questa pagina noi ci fermiamo con la lettura delle notizie, dunque la rassegna stampa che termina qui. Dopo la pubblicità saremo in compagnia del consigliere comunale della Lega Ivo Gherbassi, dalle 9 alle 10 invece saremo assieme al giornalista e docente Zeno Saracino. Pubblicità, ci vediamo tra poco. No, abbiamo già Gianluca Paladin pronto? Ok, allora rubiamo qualche istante prima della pubblicità per collegarci subito con Gianluca Paladin, che è con noi oggi in collegamento e lo sarà nel corso di Sveglia Trieste. Gianluca, allora prima di andare in pubblicità e accogliere il nostro primo ospite ti chiedo dove ti trovi e qual è la situazione che state verificando. Certo Bernardo, grazie della linea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Come promesso, come ventilato già nel telegiornale di sera di ieri, siamo in giro per la città, dalla parte alta alla parte bassa, per monitorare la questione lastre di ghiaccio, neve e ovviamente ci sono le ordinanze contingibili urgenti per quanto riguarda alcuni comuni della provincia di Trieste, tra cui appunto Trieste e Muggia, ma anche San Dorligo della Valle Duino Risina, scuole chiuse e di conseguenza siamo qui a monitorare la situazione. Qui c'è ancora ghiaccio per terra, come potete vedere siamo nel rione di Campanelle, all'ingresso, ma la scuola è chiusa, dell'istituto Galvani. Come potete vedere la situazione è tranquilla dal punto di vista della sicurezza, si cammina, bisogna solo stare attenti perché ovviamente c'è presenza di ghiaccio. I carabinieri sono sul posto per un servizio d'ordine di prevenzione legato a una situazione generale, ma anche in virtù ovviamente delle ordinanze contingibili urgenti. Insomma, chiaramente le forze dell'ordine sono al servizio della cittadinanza e quindi un giro di ricognizione anche dei carabinieri. Guardate, le macchine qui sono ancora imbiancate, quindi è chiaro che man mano che si sale sempre di più in quota da Trieste in su, è chiaro che troviamo ancora situazioni di questo tipo. Ripeto, la situazione è abbastanza, anzi è tranquilla, però la neve qui c'è ancora, mentre in città, diciamo a livello del mare, non c'è più, anche se chiaramente l'ordinanza emanata dal sindaco di Trieste Roberto Di Piazza è un'ordinanza ad hoc anche per prevenire eventuali disagi. Ieri il sindaco si è collegato con noi in diretta al telegiornale spiegando giustamente non posso rischiare che bambini, personale scolastico, ragazzi, genitori che accompagnano i figli a scuola rischino di scivolare, perché le scale degli edifici che sono a questa altitudine sono ancora ghiacciate, quindi è chiaro che bisogna stare attenti. Facciamo un rapido blitz, Bernardo, anche qui poi ti ricedo la linea. Noi ci sposteremo magari da Altura, che c'è un'altra scuola, e vedremo appunto la situazione anche lì. Tra l'altro qui ci sono ancora le carcasse delle automobili nei mesi bruciate dall'attività di piromania che purtroppo abbiamo come dire, raccontato anche troppo spesso nei nostri telegiornali. Ancora automobili con la neve che non se ne va, e poi qui appunto nel rione di Campanelle, come potete vedere, situazione abbastanza tranquilla, ma qualche lastra di ghiaccio e neve ghiacciata c'è ancora, quindi chi esce di casa ovviamente che abbia lo sguardo basso, perché deve comunque stare attento a non avere problemi. Qui c'è la ciclabile, Bernardo, e in effetti la ciclabile è ancora ricoperta da neve e ghiaccio. Andiamo, facciamoci una camminata anche noi, stando piano. Anche Gianluca Valenta dietro la telecamera, mi raccomando, attenzione, perché qui si spacca la neve incrostata sotto gli scarponi ad hoc che ho voluto indossare, perché insomma non si sa mai, però bisogna stare attenti, camminiamo piano
infatti non c'è nessuno tra l'altro qui intorno, siamo anche vicini tra l'altro al ponte, appunto al ponte di Campanelle, quello attenzionato da molto tempo, al centro anche di polemiche per lo stato in cui si trova, quindi altra tematica che i nostri telespettatori ben conoscono. Vedo delle impronte, quindi qualcuno è passato sicuramente di qua in tempo recente, però Bernardo possiamo dire che al di là del fatto che non c'è anima viva, cioè non abbiamo incontrato nessuno per ora, quindi evidentemente anche chi ha seguito il nostro notiziario di ieri ha capito che insomma in queste situazioni di emergenza sì uscire di casa, ma se necessario e soprattutto stare attenti. Comunque insomma situazione che registriamo tranquilla. Comunque ci sono anche i controlli e le forze dell'ordine a supporto naturalmente per qualsiasi situazione, per qualsiasi contesto. Questo è quello che vi stiamo raccontando. Bernardo, ci spostiamo, ti chiederò la linea più tardi da un altro punto della città con le immagini della pista di ciclabile ghiacciata qui a Campanelle. Ti restituisco la linea. Grazie a Gianluca Paladini e a Gianluca Valenta che ritroveremo nel corso di questa mattinata. Come detto, pubblicità, torneremo tra poco con il nostro primo ospite Ivo Gerbassi, consigliere comunale della Lega. Bene, ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste. Come anticipato siamo in compagnia di Ivo Gerbassi, consigliere comunale della Lega. Ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati. Abbiamo visto diversi articoli oggi dal Piccolo, tra i concerti al Stadio Rocco, la questione maltempo, Bora Neve e Ghiaccio, l'ondata di gelo che ha chiuso le scuole. Oggi è una giornata infatti particolare perché gli studenti possono in qualche modo beneficiare di un giorno in più rispetto al calendario festivo Fanno festa, sicuramente gli studenti sono contenti. Sicuramente sono contenti e poi si allaccia bene proprio perché non c'è stata soluzione di discontinuità, o meglio ancora un giorno. Domani poi torna tutto alla normalità. Abbiamo visto prima della pubblicità il collegamento con Gianluca Paladin da Campanelle, tutto è tornato fondamentalmente alla situazione ordinaria, al netto però della presenza ancora di neve o ghiaccio lungo le strade, motivo per cui è sempre consigliato fare attenzione. Ieri è stato un bello scenario, no? Molto montano con quella neve che soffiava. Sì, diciamo, non vedevamo nevicate così penso da anni, io credo sarà una decina di anni, no? Ce n'era qualcuna, io quando ero più giovane abitavo tra Rozzolo e San Luigi, quindi ho vissuto 20 anni lì, e lì attaccava spesso la neve, però adesso era parecchi anni, perché ancora i miei che abitano là, che non ne vedevo una che attecchisse un minimo. Sì. Ha attecchito meno rispetto a un lustro fa, però. Sì, devo questo è dire la vero, verità. sì, ricordo di un 2000, forse 12 o 13, dove era bella. Beh, nel 2013, C'è stato se ben ricordo, c'è stata la grande gelata, no? Che fu quell'evento meteorologico in cui venne la pioggia e poi venne subito dopo appunto le temperature sotto zero e bloccò la città. Esatto, vi ricordo. Torniamo un po' ai temi che affronterete in Consiglio quest'anno. 2026 si preannuncia, essendo l'anno anche pre-elezioni, come l'anno dove si dovrebbero chiudere determinate partite. Una su tutte, quella del Portovecchio, mi viene da pensare. Sì, il Portovecchio naturalmente non sarà chiusa nel 2026 perché sappiamo come che delibera, i diciamo, lavori, come delibera, i lavori proseguiranno per svariati anni. Ecco. Speriamo meno di un lustro, ecco, questo è il mio auspicio, però naturalmente è un'opera veramente importante. In Italia, diciamo, fare le opere pubbliche non è mai rapidissimo, per cui sì, però da un punto di vista burocratico l'iter dovrebbe concludersi entro quest'anno qui. Dovremmo arrivare a settembre, spero di tornare qui a settembre, con l'asilo di Roiano finalmente aperto. Credo che insomma, tutto ci lascia pensare che si potrà finalmente dare risposta ai cittadini in questo senso. E poi naturalmente l'ordinaria amministrazione, cercare di garantire sempre di più la sicurezza dei cittadini, gli eventi e tutto quello che insomma contraddistingue l'amministrazione della città. È vero che sì, è in scadenza perché ovviamente siamo entrati nel penultimo anno, però insomma ovviamente bisogna garantire il massimo per i cittadini al di là delle scadenze elettorali a breve.
Avete appuntamenti programmati già nell'immediato presente, diciamo, futuro? Ovviamente questo lo decide di solito la conferenza dei capigruppo. Io, non essendo capogruppo, non ho sentito, avrei potuto magari scrivere a Stefano Bernovic, il mio capogruppo, ma non ho sentito che si siano ancora messi d'accordo. Immagino che alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima cominceranno, insomma, le consuete attività, che siano poi le commissioni o che siano poi i consigli. Devo dire la verità che comunque anche il Consiglio regionale, per esempio, che conosco abbastanza, anche loro riprendono con calma, insomma. La prossima settimana? Sì, che un po' più in là, sì. Ed è eccezionale che riprendano nella prima metà di gennaio, di solito spostavano verso più la avanti. fine. Sì. Evidentemente ci sono argomenti... Sì, c'è qualcosa sulla benzina agevolata, no? E quindi è necessario, non si può ritardare, devono farlo a stretto giro. Ecco, lei ha parlato prima dell'esilio di Loriano, poi ci sono i ponti bianco e verde, insomma una serie di lavori attesi perché comunque comportano un disagio. L'asilo, diciamo, comporta una mancata apertura più che un disagio, perché insomma non c'era prima, quindi non è che si sente una mancanza perché c'è un qualcosa che è stato interrotto. I ponti invece sono quel motivo per cui tanti mezzi pesanti transitano sulle rive, e quello sì che crea un disagio. Chiaro. Abbiamo visto anche nel loro poi dirottamento verso le vie Milano, Valdirivo, creano un problema viabilistico, un po' tutto il tema mobilità del centro città soffre anche di questo. Parcheggi e quant'altro, insomma, sì, la nostra città comunque ha dei flussi notevoli e bisogna un pochettino, insieme naturalmente ai tecnici, questo, perché i tecnici aiutano la parte politica, ecco, bisogna un po' cercare di regolamentare, ecco, il centro città, perché effettivamente la mattina, insomma, io grazie a Dio vado a piedi, ma c'è molto traffico e questo causa anche disagio, soprattutto ai tanti triestini che devono utilizzare la macchina, al netto di quello che dice la sinistra, che bisogna sempre usare i bus, ma non tutti possono farlo, che devono utilizzare la macchina per andare al posto di lavoro, che quindi si trovano magari con traffico e anche con difficoltà di parcheggio, per cui magari al posto di partire 3/4 d'ora prima devono partire 1 ora e mezza prima, insomma, con disagi notevoli. Ecco. Che tipo di turismo ha visto in queste festività? Ma penso, insomma, secondo me in queste festività almeno non ho visto quel overtourism di cui raccontano dai giornali, ho visto il consueto turismo, diciamo, italiano da weekend, naturalmente. Io sono rimasto qui tutte le festività, quindi magari sono andato anche a Miramare diverse volte, ho visto, insomma, i soliti turisti del resto del nostro paese, e poi naturalmente qualche austriaco, qualche tedesco, insomma, ma qualcuno dell'Est Europa, però non ho visto, ecco, un assalto da parte dei turisti come racconta qualcuno. Quello ovviamente magari anche perché la nostra città probabilmente si presta di più alla primavera o all'autunno, quando non all'estate, lo abbiamo più in altre stagioni, no? Trieste, secondo me, al netto del fatto che è molto bella sempre, però ovviamente magari come clima si apprezza di più in autunno, in primavera ed estate. Non c'è un allarme overtourism, quindi, secondo lei? Non ho i dati sotto mano. Tolto questo periodo, insomma. Diciamo... In generale, visto che se ne parla da un paio d'anni, da quando è diventata una meta comunque molto più ambita rispetto al passato. Sì, diciamo che su questo io ritengo che il turismo sia una risorsa per la nostra città, perché comunque porta tanto indotto, tanti commercianti che lavorano, anche tanti triestini che lavorano grazie al turismo, e su questo non ci piove. Dopodiché non bisogna farsi cavalcare dal turismo, nel senso che le società che vivono solo di turismo, pensiamo alla Croazia per fare un esempio vicino, pensiamo a Thailandia per fare un esempio molto lontano, non è che sono società in cui si sta particolarmente bene, cioè in cui il cittadino vive particolarmente bene. Penso anche a Venezia, la vicina Venezia, no? In cui diciamo, chi vive di turismo, ok, vive bene, campa abbastanza bene a Venezia, pur lamentandosi dei turisti. Chi non vive di turismo è dovuto scappare dal centro città, perché Venezia si è ridotto ormai a essere 50-60 mila abitanti rispetto a 100.000 che era un 30 anni fa. Dobbiamo evitare questo, ecco, e diciamo che secondo me, a mio parere, più che il turismo,
che magari può creare dei disagi in termini di parcheggi, e questo si potrebbe, diciamo, un pochettino tamponare facendo sì che i residenti abbiano dei prezzi convenzionati o anche il parcheggio gratuito per quanto riguarda il centro cittadino, un po' come avviene per esempio a Vienna. A Vienna loro hanno un sistema per il quale durante i weekend chiunque può parcheggiare in giro per la città. E invece durante la settimana bisogna avere una sorta di bollino che indica che uno abita a Vienna, insomma. Non è necessario avere la targa austriaca, ma mi pare, almeno non sono sicuro, ma bisogna avere questo bollino. Se uno non ce l'ha è in multa. E quindi qualcosa del genere anche da noi potremmo pensarlo, insomma. E poi sì, no, il mio tema su cui batto soprattutto è il discorso più che del turismo in sé della casa. Nel senso che sia da un punto di vista degli affitti, sia da un punto di vista degli immobili c'è stato un rincaro del costo della casa, e questo è un fenomeno molto preoccupante al quale credo la politica debba dare una risposta, soprattutto perché noi abbiamo l'edilizia popolare, ne abbiamo tanta, no? Grazie anche al grande lavoro che fanno all'Ater col Presidente Mosetti anche prima, insomma, ma purtroppo diciamo manca un pochettino il poter aiutare quella fascia media che non può accedere all'edilizia popolare, quindi che si trova a comprare la casa a prezzo di mercato e che è in difficoltà in questo senso. In questo senso secondo me lì è il nodo più, perché questi appartamenti che vengono comprati ad uso investimento, che va bene, ci sta, il mercato è quello che è, però bisogna anche che il centro e la città sia popolata, altrimenti ci ritroviamo solo a fare affitti brevi o investimenti vuoti, e quindi non va bene. Insomma. Ecco, quello infatti degli affitti brevi è stato indicato come uno dei motivi per cui sono aumentati gli affitti ordinari, proprio perché gli alloggi a disposizione sono di meno, sono più appetibili sul mercato, e quindi chi ce li ha li mette a prezzo più alto perché tanto è sicuro che lo va ad affittare. Certo. Tutto ciò poi ha cercato a livello istituzionale, a livello amministrativo, di trovare una regolamentazione, ovvero cerchiamo di dare una stretta agli affitti brevi o di dare una regola affinché non ci sia una speculazione. Solo che l'unica risposta che è stata data al momento è stata quella della cedolare secca. Sì. Forse è troppo poco? Diciamo, chiaro, non è facile, eh? Sì, non è facile, perché io sono anche per un sistema di libero mercato in cui uno ha il possesso di un bene e lo possa affittare. Secondo me ci deve essere un sostegno soprattutto magari ai canoni di affitto ai triestini. Ecco, io la vedo più da questo punto di vista, no? Un tempo, il tempo dei miei nonni, a parte vabbè, tutta l'edilizia che è stata fatta popolare per gli esuli a suo tempo, ma lasciando stare quella, c'era la cosiddetta edilizia convenzionata, in cui praticamente si acquistava un appartamento a un prezzo, ma che non era proprio il prezzo di mercato. Ecco. E tante famiglie, tra cui anche la mia a suo tempo, hanno acquistato con questo metodo qui. E forse qualche piccolo esperimento viene ancora fatto, no? E sul nostro territorio ce ne sono un paio, però finiscono subito come il pane, perché naturalmente appena credo che ce ne sia uno vicino a Piazza Foraggi, infatti gli appartamenti sono terminati subito, insomma. Però sì, questa secondo me è la via, quella di mettere nelle condizioni le persone di avere una casa, anche perché, torno sempre a dirlo, ma la casa alla fine protegge le famiglie dalle fluttuazioni del mercato, no? Nel nostro paese è abbastanza comune che le famiglie abbiano una casa, proprio perché purtroppo, avendo degli stipendi bloccati, eccetera, avere una casa, avere una certezza ci consente di non essere ricattati magari dai datori di lavoro e non avere paura, insomma, di perdere la casa. Quindi il diritto alla casa secondo me è un tema fondamentale per le generazioni future e presenti della nostra città. Leggo una mail, in verità ce ne sono diverse. Allora facciamo un raggruppamento, perché mi pare di vedere da quelle che sono l'oggetto della mail, che sono tutte più o meno dello stesso argomento, ovvero la leggo in ordine di arrivo. La sinistra non si smentisce mai, le cose che si dicono sulla Meloni vanno tutte bene.
per una su di loro, apriti cielo, buona giornata. Buongiorno, Befana, gran putiferio a sinistra per un post goliardico del sindaco, ripreso comunque da una vignetta che girava da ore sui social. Da qua si vede il livello di preoccupazione della sinistra per la politica reale, sia locale che regionale, nonché nazionale. Una sola considerazione: dove sono le scandalizzate prese di posizione dei suddetti, PD, CGIL, USB, Alleanza Verdi e Sinistra e così via, quando vengono esposte immagini dei politici di destra appesi a testa in giù o vengono proposte caricature della Presidente Meloni con gli occhi esageratamente fuori dalle orbite? Altra mail: premetto che a livello politico sono neutrale ed esprimo il mio pensiero a prescindere, ma in questo caso trovo esagerata la reazione dell'opposizione per quanto riguarda il post della Befana. Ci sono argomenti ben più seri e pesanti in questi giorni da affrontare. Altra mail dice: buongiorno Bernardo e buon inizio 2026, scrivo riguardo all'inutile polemica che certi signori e signore stanno facendo sulla scherzosa battuta che il nostro sindaco ha fatto sulla Schlein. Evidentemente quando non si hanno argomenti politici validi da perseguire, come si usa dire, ci si arrampica sugli specchi. Un caloroso saluto anche al tuo ospite da parte di Giorgio Marchesic, portavoce della federazione TLT. Ultima mail, che è quella che in verità proprio interpella il nostro ospite. Vorrei chiedere se Gerbassi condivide l'ultima uscita del Primo Cittadino con un modo di fare politica fatto di insulti e attacchi personali piuttosto che un confronto rispettoso su idee politiche per migliorare la nostra città. Tutte dello stesso argomento. Tutte dello stesso argomento. Beh, un po' immaginavo. Beh, insomma sì, diciamo, so che se lo immaginavo. Sì, mi immaginavo, ma il discorso è questo. Allora, partiamo da un presupposto. Secondo me sarebbe meglio, questo in linea generale, non fare battute su caratteristiche fisiche e quant'altro. Questa è una brutta tendenza che viene fatta sempre nella nostra società. Ricordo tanti anni fa c'era un ministro non particolarmente alto, tutti lo attaccavano su quello. Era molto più attaccabile magari sulle cose che faceva, no? Trovo sia in generale forse meglio. Dopodiché, voglio dire, adesso non stiamo a montare di nuovo un polverone, un caso, sì, ho visto anch'io, anche non volendo, perché alla fine ieri ero in relax, scorrevo e mi sono un po' naturalmente preparato per la trasmissione odierna, ma questa è una roba di ieri, quindi non era sui giornali, eccetera, e ovviamente ho visto questo montaggio, insomma, ripreso da un sacco, mi pare Mentana addirittura. Mi sembra francamente un'esagerazione, ecco, dopodiché ognuno ha il suo stile, però insomma anche tutte queste polemiche sono un pochettino esagerate. Ripeto, si fa tanta ironia, qualche volta insomma, nel caso specifico mi sembra anche abbastanza leggera tutto sommato. Altre volte è anche più pesante, ecco, purtroppo è così. Chi ricopre in generale una funzione pubblica un pochettino deve aspettarsi, quando non si travalica ovviamente certi confini, ma deve aspettarsi un pochettino un po' della satira, no? Credo ci sia anche proprio a livello giuridico un confine tra quello che è la satira e quello che invece è la diffamazione, eccetera, no? Quindi questo è il mio, diciamo, il mio pensiero a riguardo. Ok. Beh, le mail per adesso sono tutte qui, tranne una che domanda se ci sono, se oggi tutti i bus circolano normalmente. Da quanto ci è stato riferito sì, non ci sono più problemi, non ci sono stati grossi problemi ieri, o meglio ce ne sono stati a tratti, poi insomma, tutto è in qualche modo si è riuscito a calibrare in una sorta di normalità, considerato anche che ieri era giorno festivo e quindi già la circolazione degli autobus aveva un orario diverso da quello normale. Oddio, ovviamente tutte le zone della città adesso non è che contezza subito non ne ho, ma presumo di sì, il centro cittadino è abbastanza sgombro, poi la nostra città è veramente estesa e complessa perché ha dei punti che sono quasi montani, non dico montani, vero. collinari, diciamo, ecco, di alta collina. Ecco, c'è da dire però che la macchina, almeno organizzativa, con i mezzi spargisale e i mezzi spazzaneve, ha funzionato a dovere. Sì, ritengo abbastanza, poi naturalmente qualche lamentela l'ho avuta da qualche amico conoscente che giustamente insomma mi interpella e mi chiede. C'è anche un discorso di priorità, no? Per esempio, non so, io abito Largo Barriera, lì non abbiamo avuto grossi disagi perché naturalmente insomma, non attacca la neve, ecco, no? Ma San Luigi, Rozzol, che sono zone che conosco bene e nelle quali ho anche diversi amici oltre che parte della mia famiglia.
E anche lì naturalmente si danno priorità a quelle che sono le vie di accesso agli ospedali pubblici, certo. Poi priorità in secondo luogo a quelle che sono le strade più trafficate, poi alle strade un po' meno trafficate dei rioni e poi naturalmente ci sarebbe anche il discorso, non per scaricare sui cittadini assolutamente, ma che uno dovrebbe davanti alla propria abitazione tenere pulito, utilizzare il sale. So che spesso magari uno non lo fa anche perché preso dai 1000 impegni quotidiani non si rende conto e poi arriva la ghiacciata e via, cosa che anni fa è successo anche a me. Ho fatto l'unico incidente automobilistico che ho fatto piccolo è stato proprio con una nevicata che c'era stata, ecco, perché non mi sono reso conto del cambiamento proprio su a Rozzol, il cambiamento delle condizioni del manto stradale. Sono partito la mattina con una macchina 4x4 di mio papà, tra l'altro, quindi non era molto contento, con una macchina 4x4, insomma, che con le gomme da neve, perché lui è sempre stato uno che ci tiene, quindi ero tranquillo, e sono tornato la sera, c'era questa discesa e la macchina è andata come uno slittino. Sì, poi io ho preso paura, ho tirato, ero più giovane perché era ormai 10 anni fa, ho tirato il freno a mano, quelle robe che non si devono fare, ecco. Però sì, l'unico incidente che ho avuto è così, bisogna stare attenti, quando c'è la neve bisogna stare attenti. Sì, il ghiaccio è poi terribile. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulotta, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Nivea. Buongiorno. Allora, Buongiorno. io volevo dire una cosa. Sì. La sinistra si scandalizza tanto per il post del nostro sindaco, però non si scandalizza quando vengono liberati e sono liberi di circolare personaggi che hanno già compiuto 2 violenze, che hanno fatto delle rapine senza permesso di soggiorno, con 2 espulsioni che non sono state fatte. Qualcuno ha detto che non può essere rinchiuso in un CPR perché ha dei problemi diuretici. Ci voleva l'omicidio, quell'omicidio di quella ragazza a Milano di 19 anni che l'hanno trovata e poi finalmente adesso non so dove sia, voglio sperare sia chiuso. Allora, un altro, quello che ha ammazzato ieri il capotreno, non so, della stazione a Milano, idem, aveva già dei precedenti e sono liberi di circolare. A sinistra non si scandalizza mai per queste cose, mentre qui a Trieste è stato condannato un cittadino che non conosco, premetto, non conosco, semplicemente perché ha preso una pianta di basilico. Allora, io veramente questa giustizia non riesco a capirla, veramente. Vogliamo dare il via, visto che il no alla separazione delle carriere sta già facendo dei grossi passi avanti, vogliamo dare il via al sì per la separazione delle carriere, perché io veramente penso che bisognerebbe fare qualcosa sulla giustizia. Non è possibile che qui tutti di tutti i colori e vengano presi dei provvedimenti. Bisogna che si passi all'omicidio per poterli prendere. Grazie. Grazie signora Nivea. Qui si apre un tema molto ampio, quello della certezza della pena, la riforma delle carceri e la giustizia in generale, anche sulla percezione che ha il cittadino di non avere tutela e di non avere garanzie. Concordo appieno con quello che ha detto la signora, e assolutamente, cioè nel senso, queste sono le cose che poi interessano alle persone, questi sono i temi, poter essere sicuri, poter passeggiare per la nostra città, parlo ovviamente di Trieste, e sentirsi tranquilli. Questi temi, polverone, specchietti per le allodole, credo interessino soltanto gli addetti ai lavori. Infatti chi ha ripreso, chi li riprende solitamente sono addetti ai lavori e pochi altri. Quindi insomma noi nel nostro piccolo cerchiamo di essere concreti e di dare risposte ai cittadini, che in ultimo luogo sono coloro ai quali dobbiamo dare risposte. Ecco. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno Franco da Udine, Prego. collega da Udine. Buongiorno. Allora, ma chi è che comanda? Chi è che comanda in Italia? Il governo o la magistratura? Perché se comandasse il governo manderebbe via tutti
tutti quelli che fanno questi rapine, omicidi, eccetera. E invece no, è la magistratura che li torna a riprendere. Non lo so io. Vedo che praticamente le coccolone di Trieste riescono a dire qualcosa, specialmente la signora Nivea, che saluto. Ma le donne, quando c'è un femminilicidio, perché non si ribellano? Che abbia messo coi piedi in giù, cioè con la testa in giù, la Meloni tempo addietro e adesso la Schlein, sono cose che capitano e quindi lasciamo correre. Però i femminicidi, stupri gli assassini, coltellamenti, eccetera, ma svegliatevi un po' lì, svegliatevi un po', non può fare tutto il governo. Chi fa da sé fa per tre, bisogna decidersi un po'. Grazie, mandi. Grazie. Beh, esiste una separazione delle carriere, una separazione dei poteri tra legislativo, esecutivo e giudiziario non a caso. Sì, l'impegno è comunque massimo, ovviamente le norme sono di competenza del Parlamento, no? Quindi anzi nemmeno sì del governo, ma sì, esatto. in parte in realtà queste norme quadro sono di competenza del Parlamento e lì spetta modificarle eventualmente. Sì, chiaramente, questo faccio una riflessione mia, forse un sistema bicamerale, di questo bicameralismo perfetto come il nostro, in una società che cambia così tanto come la nostra, forse sarebbe un pochettino da ripensare. Ecco, sì, non sono per eliminare il Senato, ma di renderlo per esempio una vecchia idea della Lega, che era di renderlo il Senato delle regioni, in cui si fanno altri temi. Ecco, questo è un tema sicuramente. Questo per accelerare l'iter parlamentare? Questo per accelerare l'iter delle norme, sì, che non debbano fare il doppio passaggio e da una parte e dall'altra, avere una Camera sola e ne averne un'altra, due sicuramente, che però si occupi di altri temi. Ecco. Credo possa essere una cosa, ma chissà se mai avverrà, ecco, però. Insomma, alcuni paesi ci hanno pensato. Sì. Abbiamo il tempo che ci indica la pubblicità, quindi breve interruzione, ci vedremo tra poco. Bene, torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Ivo Gherbassi, consigliere comunale della Lega. Ci arrivano altre mail. Una dice: buongiorno a tutti, volevo rispondere a tutti riguardo il post del sindaco, che da donna senza parlare di politica sono stanca di sentire di piazza denigrare le donne e mancare di rispetto a chiunque. E un primo cittadino non può cadere in queste cose da ragazzini che lui stesso denuncia verso i giovani di oggi. Altra mail dice: ovvio che il sindaco non doveva mettere una foto così, ma il fatto che la Meloni venga attaccata e chiamata cortigiana, questo passa. Auguri Tele4, sempre in prima linea, scrive Barbara. Altra mail dice: la sinistra può offendere la Meloni, se lo fa la destra apriti cielo. Il sindaco ha annullato l'ipocrisia della classe politica, in particolare della sinistra, a loro è tutto concesso, guai se lo fanno gli altri. Come sarebbe cambiata la storia dei casi nominati da Nivea con la separazione delle carriere? Chiede Dario. Altra mail: vorrei che la signora spiegasse cosa c'entra la separazione delle carriere con i casi citati. Un'altra mail che arriva da un altro telespettatore. Via Romagna percorribile, tratto Cantù Artemidoro, quando riapriranno la strada a causa lavori? Ecco, questo è più tecnico come domanda. Dovrebbe essere percorribile il tratto aperto di Via Romagna, ci sono dei tratti chiusi causa lavori. Non ho contezza del termine del cantiere, sarebbe da chiedere all'assessore Bono. Sì, posso informarmi, ecco, certo. Se dopo mi manda magari una signora, lo scritto, sì, no, giusto la domanda e poi certo, come no. Ti do contezza anche in mattinata, penso. Va bene. Prima parlavamo degli obiettivi del Consiglio Comunale, o meglio del Comune di Trieste, anche su quelli che sono i lavori d'aula. Posto che la cabinovia è un capitolo a parte, bisogna attendere sviluppi che arriveranno anche dalle decisioni prese dall'amministrazione comunale su ricorso, ripresentazione dei documenti o altre strade. Gli altri capitoli in gioco sono piuttosto importanti. Diciamo prima del Porto Vecchio, si attende la delibera
cosiddetta la delibera Costim, quella che va ad aprire poi alla scoperta di chi si occuperà della gestione dell'antico scalo. Nel frattempo con fondi PNRR si sta concludendo la cittadella dello sport, che è un bel elemento in più per la città. Sicuramente poi da persona amante dello sport, anche se non faccio grandi sport di squadra eccetera, però sì, sicuramente poi la nostra città, voglio dire, è una città dello sport. Pensiamo per esempio a quanto è utilizzata quella postazione di area fitness, diciamo, che c'è a Barcola, ma non solo a Barcola, anche per esempio nel boschetto su di San Luigi, quanto viene utilizzata. Infatti quelle aree lì sarebbe da fare per me una ogni rione, perché veramente sono tantissimi ragazzi che le usano. Io stesso in quarantena le usavo quasi quotidianamente, anche perché non c'era molto da fare, quindi andavo lì. E quindi queste aree fruibili da tutti, dove si possa fare sport, attività fisica, sono fondamentali, perché comunque sono anche un ottimo modo per stare insieme in maniera positiva, danno ai ragazzi anche modo di scaricare le loro energie su cose positive. Insomma, io credo che bisogna assolutamente puntare su questo, e devo dire la verità, ho visto a Marina Iulia, a Monfalcone, hanno fatto una bellissima stazione di calistenia, no? Molto ben fatta, dove tra l'altro hanno chiamato anche ad allenarsi, sarà un allenamento di prova, un sacco di influencer e campioni in questa disciplina. Mi piacerebbe magari che anche a Trieste ne facessimo qualcuna ancora più grande, ancora più bella, perché insomma penso che la città se lo meriterebbe, ecco, i ragazzi se lo meriterebbero, non solo ragazzi, non solo, sono anche adulti che si allenano. Quindi da inserire magari in aree verdi già esistenti? Sì, io questo delle stazioni per fare insomma attività fisica sono un tema su cui ho battuto da sempre, insomma, al quale ci tengo, anche perché credo sia molto importante. Vediamo, non so, in altri contesti, ma per esempio negli Stati Uniti, parlavamo prima degli Stati Uniti, hanno queste stazioni e ci sono tante persone, ma anche settantenni, ottantenni, generalmente sono afroamericani, bisogna dire la verità, che si allenano e si mantengono solo con queste stazioni qui, e quindi anche da noi secondo me è importante averle. Anche perché non si tratta, se non sbaglio, di costi proibitivi, no? Non sono assolutamente costi proibitivi, no? L'unica accortezza secondo me pro futuro da avere su questo tipo di stazioni è che prima che vengano, qualche volta sono donate, per cui come si dice a caval donato non si guarda in bocca, no? Ma quando sono pagate dai contribuenti bisognerebbe un attimo consultare gli esperti, chi pratica queste discipline, perché qualche volta anch'io, che non è che pratico chissà cosa, posso fare un 2 trazioni, un 2 dips, come si dice, un 2 diciamo parallele, ecco, per dire in italiano, quindi non è che sono esperto, però anch'io mi sono reso conto che alcune prese, non sono ottimizzate, non sono ottime, sono troppo larghe, esatto, sono o leggermente troppo larghe o troppo grosse, no? E quindi questo sarebbe importante, cioè prima di avere l'opera, consultarsi, diciamo, con quelli che sono un po' gli esperti, che sicuramente sanno dare delle piccole, alla fine sono piccole migliorie che però cambiano completamente l'utilizzo dell'attrezzo. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Prego. Ho sentito che l'assessore Scocimaro ha l'idea di creare dei distributori di carburante e di energia in generale, creando una società regionale che c'è già, per far sì che il mercato sia bilanciato e quindi fare che i prezzi non salgano alle stelle in certi momenti, e quindi per fare lo stesso ragionamento sarebbe opportuno che anche per esempio il Comune su tutti questi discorsi di impianti sportivi avesse una società sua e che gestisca tutte queste realtà, come anche per esempio, sempre nella logica del ragionamento, un'altra società che per esempio faccia la riparazione dei marciapiedi e non ricorrere sempre a contratti, a gare, a vita, eccetera.
c'è per snellire, come giustamente Scoccimarro sta pensando di fare. Volevo un commento, grazie. Ok, grazie. Sì, era il nostro ospite a Sveglia Trieste lunedì, l'assessore Scoccimarro, assessore regionale ad ambiente ed energia, ha anticipato come abbia dato mandato agli uffici di poter creare almeno una stazione di rifornimento su base provinciale, quindi 4 di base, anche 5, considerato che la provincia di Udine è più estesa e ha tutta la parte della montagna, dove attraverso la società controllata dalla regione FVG Energia ci possa essere una gestione diretta della regione Friuli Venezia Giulia su rifornimento di carburante, ma anche quei servizi che, diceva Scoccimarro, sono meno convenienti per il privato, come può essere la ricarica elettrica o il GPL, che hanno meno mercato ma hanno costi alti di infrastrutture di approvvigionamento. Questo potrebbe aiutare all'utente a trovare un punto di riferimento sempre aperto, perché l'idea nasce dal fatto che i distributori locali, quelli insomma, privati, non sono sempre aperti la domenica, sono su turni, alcuni sì, alcuni no, anche i sabati, eccetera. Mentre quello regionale è garantita l'apertura, sarebbe garantita l'apertura tutti i giorni, oltre a fare anche, diciamo, da regolatore dei prezzi, cioè sulla base dell'oscillazione del prezzo del mercato riescono a mantenere un prezzo calmierato proprio in virtù del fatto che hanno gli sconti in casa, quelli della benzina agevolata. Ecco, questo per fare il quadro, qualora magari Gherbassi non avesse avuto modo di sentire l'assessore. Beh, in realtà avevo letto ovviamente a riguardo, insomma mi sembra un'iniziativa assolutamente positiva, naturalmente la Giunta in questo senso, l'assessore e gli altri l'hanno elaborata avendo contezza chiaramente della situazione da un punto di vista regionale, e io penso che sia assolutamente un servizio fondamentale per i nostri cittadini, anche perché ovviamente questo della benzina agevolata per il nostro territorio, che è svantaggiato perché l'Unione Europea continua, diciamo, a cercare di portarci via, no, la benzina agevolata, però non capiscono che per noi è effettivamente molto importante, non solo perché garantisce ovviamente dei prezzi minori. Uno diceva vado in Slovenia, certo, però la benzina significa anche, è benzina anche per la nostra autonomia, perché poi le accise sulla benzina restano in gran parte sul nostro territorio e quindi naturalmente per noi è molto importante per finanziare poi tutti quei servizi, la sanità e quant'altro, di cui poi fruiscono i cittadini, per cui assolutamente io sono assolutamente pro benzina agevolata e tutto quello che si può fare per difendere questo che è un nostro diritto, visto il dumping che abbiamo, è sacrosanto. Ecco. E poi chiudo rispondendo un attimo al signore sulle società eccetera, ma io tendenzialmente, ma questa è un'opinione mia, sarei sempre che sia il pubblico a fare piuttosto che esternalizzare eccetera. Dopodiché c'è una questione di costi, c'è una questione di codice degli appalti che è sempre molto più complicato eccetera, che tante volte impone questi appalti, qualche volta ahimè appalti a ribasso e che non sempre forniscono quelle risposte e quelle opere necessarie, insomma con il dovuto livello di qualità, ma questo è un problema a livello nazionale. C'è stato però una parentesi che non si è concretizzata a livello comunale con la proposta di alcuni consiglieri di quella società in house Trieste Servizi, mi ricordo il consigliere Cason era il più interessato a riguardo, che potesse occuparsi di tutta la questione anche contrattualistica su mense comunali, servizi di guardiania, cioè una società in house come lo è esatto per la riscossione dei tributi, che si potesse occupare della gestione del personale che presta servizio per la pubblica amministrazione ma che proviene da cooperative e appalti privati. L'idea potrebbe essere valida, poi non so come mai adesso nello specifico non si sia arenata, non sia andata avanti, però l'idea può essere sicuramente, anche perché naturalmente consente un maggiore controllo da parte del pubblico, quindi degli amministratori pubblici e quindi anche dei cittadini, perché poi alla fine quello è la cosa più importante, sì, anche forse fornisce un po' più di garanzie ai lavoratori, che anche questo per me è almeno un aspetto importante. Ecco. Una mail dice: buongiorno e complimenti al consigliere Gherbassi, sempre attento e pronto a confrontarsi, cercando soluzioni con i cittadini, parlo per esperienza personale, grazie Ivo, continua così. Vabbè, mi conoscerà, però poteva firmarsi, perché si chiama Giorgio? Saluto.
Boh, vabbè. Giorgio Vitreicht. Ah, ciao Giorgio. Sì, firmato, Ciao, Giorgio. scusa Giorgio, che conosciamo e salutiamo, c'era il nome in calce. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Ah, dottor Gullotta? Sì, sono io. Buongiorno, sono Nevio Buongiorno, Santini. prego. Faccio gli auguri a tutti. Grazie anche a volevo intervenire sulla vignetta del nostro sindaco. Allora, forse avrà un pochettino ecceduto, va bene? Però lui è contro l'ipocrisia della politica. Sì. Caduta la linea? Grazie, caduta. Si vuole Nevio, ci può richiamare perché abbiamo avuto questa interruzione è stato di chiaro, telefonata. però contro l'ipocrisia della politica. Sì, diciamo Tra l'altro andava a puntare verso... A proposito di auguri, vorrei fare gli auguri, visto che oggi è il Natale ortodosso, diciamo, quindi a tutti gli amici della comunità ortodossa, serbi, ucraini, russi e quant'altro, insomma i tanti amici che ho, per un buon Natale e buone festività, insomma, ai nostri fratelli ortodossi. Ecco. Certo, approfitto, fatto bene. visto che sì, lo volevo già fare prima, ma approfitto, mi allaccio agli auguri del Signore. Una mail dice: buongiorno, vorrei sapere se quel personaggio croato che ha pugnalato il nostro capotreno qui da noi in Italia fosse stato a casa sua con i precedenti che già aveva, che fine avrebbe già fatto. Non credo che sarebbe stato ancora in giro in grado di nuocere alle persone. Basta con questo schifo, scrive Vito. E qui torniamo un po' sul discorso di prima della giustizia, essere a piede libero anche se si ha una denuncia. Sì, per esempio, ecco, parliamo proprio di Croazia, altro tema su cui batto sempre. No? Allora, si dice questa che è ormai una bugia, Trieste è la porta d'Europa. Non è vero, non è più così. La porta d'Europa è diventata la Croazia. Allora la domanda è sempre la stessa, retorica, che io ripeto ogni volta, no? Che cade nel vuoto. Perché questi migranti che fanno la rotta balcanica e che quindi inevitabilmente passano per la Croazia, perché non può essere altrimenti, visto che non arrivano via mare, non sono intercettati e fermati lì, come dovrebbe essere invece, perché ce li scaricano tutti a noi, no? Tra Slovenia e Croazia? Ecco, questa è l'ennesima domanda. E sono paesi, soprattutto la Croazia, in cui c'è anche molta durezza, forse anche troppa dal mio punto di vista, insomma, però sicuramente ci sono delle regole più ferree e complessivamente la situazione è migliore da un punto di vista della sicurezza. Io la Croazia la conosco abbastanza, anche se conosco più la parte istriana, diciamo, e la Slovenia, ecco, la conosco molto bene. Io in Slovenia riscontro un livello di sicurezza maggiore rispetto al nostro. Non credo assolutamente che le forze dell'ordine nostre facciano un lavoro minore rispetto a quelle slovene, anzi, penso che insomma abbiamo un livello di operatori delle forze dell'ordine probabilmente superiore a tanti altri paesi d'Europa, anche per la rigida selezione che hanno, più rigida rispetto ad altri paesi, però c'è qualcosa che non funziona, no? Le forze dell'ordine fanno il loro, ma poi il sistema si blocca da qualche parte. Ancora una telefonata, buongiorno. Ah, buongiorno, sono sempre io. Prego. Linea, certo, prego, ci dica. Allora, per quanto riguarda la vignetta del sindaco, come dicevo, forse ha ecceduto un po', però quando quelli della sinistra mettono la foto, il nome della Meloni nei gabinetti, io ne ho visto uno in un gabinetto dell'ospedale Maggiore, no? La Meloni con la testa in giù, cose di questo genere, sì, si può fare, non c'è problema. Quando lo fa qualcuno della destra, apriti cielo, ha fatto questa vignetta sulla compagna Schlein, compagna che ha forse visto una fabbrica per 5 minuti, non di più, no? Multimilionaria, presidente del partito dei lavoratori e dei proletari, ma basta ipocrisia, dai, finiamola. Il sindaco ha detto quello che doveva dire, basta, io mi associo al sindaco, sono sincero. Per quanto riguarda quel povero capotreno, va bene, quel delinquente Manigoldo, già noto le forze dell'ordine, è chiaro, in Italia può succedere queste cose qui, già noto le forze dell'ordine in giro a fare gli affari suoi, no? Al tuo paese gli avrebbero già fatto un cappottino di legno, senza c'è, senza ma qui invece probabilmente, anzi sicuramente tireranno fuori la formula magica, non capace di intendere e volere, come quello che ha fatto fuori i 2 poliziotti qui a Trieste, ecco. Questa è la nostra magistratura, vabbè, ognuno ha quello che
che si merita. Signori, nuovo buon anno, tanti Grazie, auguri. grazie Buon signor anno, Nevio, auguri. grazie. Beh, avevamo un po' inteso quanto riguarda della vignetta della sì. Befana e poi ha commentato anche con Il l'ultima signore questione. ovviamente dà un punto di vista di un cittadino, che è quello che penso anch'io, insomma, tante volte veramente si montano polemiche sul nulla. Io mi chiedo, tutti questi che hanno ripreso questa notizia, eccetera, capisco a livello locale possa fare, ma tutto questo eco a livello nazionale, perché non ho guardato tutta la rassegna oggi, ma penso che sia su diverse testate o comunque a livello social l'ho visto ripreso, mi sembra francamente esagerato, ecco. Poi magari mi sbaglio io, ecco, ma insomma, penso che la gente sia anche un po' stufa di queste polemiche ad hoc. Un'altra mail dice: buongiorno, volevo dire a Gerbassi, se volete tornare a recuperare gli elettori di qualche anno fa, c'è una cosa da fare, mettere un segretario di partito serio, che non si esponga a spada tratta, esempio Putin, indossando magliette o gadget. Ci sono persone adatte per riportare su la Lega, ad esempio Zaia, Giorgetti, Fedriga. So che sarà difficile perché Salvini è attorniato dai suoi colonnelli, ex elettore Lega deluso, e spero non facciate cadere il governo. Si è identificato chi ci scrive come un ex elettore Lega deluso. Cosa ci dice? Naturalmente mi dispiace che il signore sia deluso. Noi sicuramente negli anni abbiamo fatto anche degli errori, perché è giusto anche riconoscere degli errori di valutazione, ma tutti noi, ecco, io ovviamente nel mio piccolo, ma insomma sono stati fatti sicuramente degli errori e che ci hanno penalizzato per un certo periodo elettoralmente. Comunque nelle ultime tornate siamo ritornati ad avere una certa stabilità. La Lega è un movimento fatto da tante anime che stanno insieme con un unico proposito, un unico fine, che è quello di tutelare quella che è l'identità e l'autonomia dei nostri territori, oltre che naturalmente la sicurezza e mantenere ovviamente le nostre tradizioni. Poi in questo quadro possiamo avere delle posizioni anche leggermente diverse, come è normale che sia, insomma, in qualsiasi gruppo, in qualsiasi società, in qualsiasi famiglia ci possono essere delle visioni che possono essere leggermente diverse le une dalle altre, ma l'importante è fare squadra, andare avanti in maniera compatta, ognuno con le proprie peculiarità, e dare risposte soprattutto ai cittadini, ecco. Quindi spero, insomma, visto che il signore ha citato numerosi esponenti che apprezza, ecco, spero che possa tornare a darci fiducia, almeno a livello locale, visto che ha detto che ne apprezza diversi a livello locale. Ecco, confido, insomma, che il buon lavoro, il duro lavoro che fanno tutti questi amministratori, e io spero nel mio piccolo anche di farlo, che possa far sì che il Signore torni a credere in noi. E poi c'è tutta la situazione attorno al presidente Fedriga, no? Si è parlato tanto del terzo mandato, certo, che però insomma le varie corti nazionali hanno negato anche per... questo è un brutto segnale, questo è un brutto segnale. Sì, è un brutto segnale, lo dico anche al di là del presidente Fedriga, che io conosco da tantissimi anni, da prima che fosse presidente della regione, e che io spero possa avere il terzo mandato. Ma è un brutto segnale per quella che è la nostra autonomia, perché diciamo che si è fatto un piccolo precedente in cui una norma, diciamo, votata da parte non del nostro Consiglio regionale, ma del Consiglio provinciale, anzi, del Trentino, viene in qualche modo cassata, perché si dice che bisogna conformarsi a quelle che sono le regole nazionali. Però diciamo che da un punto di vista statutario, quindi nei nostri statuti di autonomia, nel nostro che conosco bene e anche in quello del Trentino, immagino, ma penso di sì, c'è il fatto che le norme elettorali sono decise a livello di Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e del Trentino. Quindi diciamo è un precedente un pochettino pericoloso anche per altri aspetti. Ecco, io insomma devo dire che sono molto autonomista, chi mi conosce lo sa, e quindi ogni sentore che ho che Roma voglia in qualche modo mettere il naso nei nostri affari mi fa sempre drizzare le orecchie. Ecco. Okay. Poi da un punto di vista del terzo mandato io non ho perso le speranze, insomma non le ha perse neanche il Presidente, per cui vediamo, confidiamo che a Roma l'esecutivo ci dia una mano in questo senso.
Comunque chiedeva se nella rassegna stampa nazionale c'erano riferimenti, questo è il Corriere della Sera con l'articolo sulla vignetta del sindaco Befana col volto di Shine, bufera sul posto del sindaco di Piazza. Questo, come detto, è il Corriere della Sera. Torniamo adesso Ieri era festivo, quindi avevano poco da scrivere. Beh, ieri solo l'online. Torniamo alle mail. Sono indignata con Di Piazza, come si permette offendere questa deliziosa vecchietta della Befana? Scrive un'altra telespettatrice che la prende al contrario. Un'altra mail. Ritorni sulle società per capitali al 100% delle regioni che avrà il mandato di non fare utili. La destra in regione che costituisce una ONG per gestire pompe di benzina. Mi sa che la destra ha un bel problema con questa ideologia economica simile comunista. Dopo voler decidere quanto devono guadagnare le aziende italiane, adesso sperano che non rientrino denari sotto forma di dividendi. Tanto ci sono le tasse di tutti noi a sostenere il baraccone e le loro scelte. Il mercato va regolamentato e monitorato, non gestito e manipolato. Questo sul discorso delle pompe di benzina. È un punto di vista, vabbè, allora a questo punto di vista diciamo sì, sotto il suo punto di vista allora togliamo l'agevolata, facciamo sì che le nostre casse siano sempre più vuote, però dopo non possiamo lamentarci se gli ospedali, le scuole e quant'altro non riusciamo a mandarle avanti. Credo che la benzina agevolata sia un qualcosa di fondamentale per il nostro territorio, è un diritto che noi abbiamo perché siamo svantaggiati da un punto di vista economico sotto tanti aspetti e abbiamo un dumping fiscale dai paesi contermini e quindi è giusto difenderla ed è giusto attuare degli strumenti che possano far sì che questa nostra prerogativa venga utilizzata ancora al meglio. Poi aumenta questa misura, aumenterebbe anche il gettito, diciamo, perché ovviamente avendolo sempre aperto la gente sconfinerebbe di meno e quindi vorrebbe dire poter garantire più servizi ai nostri cittadini e avere una regione con ancora maggior benessere come tutti vogliamo. Un'altra mail dice: avrei una domanda da fare a Gerbassi, volevo sapere se è stato contemplato un piano per la riparazione delle strade e dei marciapiedi che presentano delle criticità non da poco e quando ci sarà l'apertura dell'asilo Nido di Roiano. Grazie e buona giornata. Allora, sul Nido di Roiano, per quello che ne so io, quindi ovviamente non faccio mai promesse che non posso mantenere, dico che allo stato attuale, da come ho visto io la situazione, dovrebbe poter essere operativo a settembre del 2026. Io spero di tornare qui a settembre del 2026 dicendo sì, ecco, promessa mantenuta. E continuamente il Comune, diciamo, aggiorna quello che è il piano delle opere e quindi in questo piano delle opere c'è ovviamente la riparazione delle strade. Naturalmente abbiamo, come dice il nostro sindaco, 200 km di marciapiedi, ecco, e quindi ovviamente dobbiamo stare dietro a tantissimi lavori che sono da fare, una situazione in tanti casi anche che è stata di incuria per numerosi decenni e quindi facciamo il possibile, ecco. La saluto Gerbassi con la vignetta di Marco Inglaro. Causa neve, il sindaco che ha fatto chiudere le scuole, mi pensavo che il Gaveria vietato è il sorvolo de Befane. Questo anche per chiudere con uno degli argomenti che ha caratterizzato queste ore dopo la vignetta di ieri del sindaco. E con sto vento diciamo che è meglio perché non sorvolino. Sì. Esatto. Bene, grazie a Ivo Gerbassi, consigliere comunale della Lega, una buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Pubblicità. Torneremo tra poco in compagnia del giornalista e insegnante Zeno Saracino. A tra poco. Con Sveglia Trieste in compagnia del giornalista e docente Zeno Saracino, col piacere di ritrovare. Buongiorno, ben trovato. Grazie, è sempre un piacere. Siamo collegati con Gianluca Paladin, che avevamo trovato un'oretta fa circa da Campanelle e ora lo rivediamo in un'altra zona di Trieste. Buongiorno Gianluca. Sì, buongiorno di nuovo Bernardo, siamo a Cattinara, siamo all'ingresso del pronto soccorso all'ospedale. L'effetto degli spazzaneve e dei spargisale sono evidenti, l'effetto è evidente, si vede ancora il biancore sulle strade appunto del sale che è stato appunto portato, anche perché questa
era la zona critica, cioè fino a ieri sera e stanotte era questa la zona più attenzionata, vuoi per i tanti autobus che passano, vuoi perché giustamente c'è l'ospedale, vuoi perché è un'asse viaria molto molto importante. È chiaro che si erano registrate gelate al suolo proprio qui a Cattinara, infatti l'effetto del sale si nota, la neve si è sciolta parzialmente, poi in realtà in alcuni punti ancora molto evidente, ancora un po' di ghiaccio c'è, però la situazione è tornata normale, quindi l'effetto bianco che vedete, un misto tra la caduta della neve e naturalmente lo spargimento del sale e naturalmente ricordiamo anche le scuole chiuse in via precauzionale, perché naturalmente non si vuole che ci sia nessun tipo di incidente. La neve ancora ovviamente nel piazzale dell'ospedale c'è ancora, dove non passano veicoli, dove non passano mezzi, così come anche i parcheggi naturalmente hanno ancora la presenza della neve. Le temperature qui sono molto basse, Bernardo, la Bora sta soffiando ancora abbastanza, fa molto freddo, chiaramente quello percepito è di più di quello reale, però possiamo rassicurare tutti che la zona dell'ospedale è tranquilla, la viabilità, la strada è percorribile, non c'è alcun problema, ovviamente neve nelle parti verdi, nelle zone verdi, ma come normale che sia. Qui c'è ancora un po' di ghiaccio sul marciapiede, se io con i piedi vado ovviamente a intaccare si scivola, quindi è chiaro che chi si avventura ancora piedi sui marciapiedi deve comunque prestare attenzione. Mano a mano che andiamo avanti vedete l'effetto della salatura sul manto stradale così evidente, che ha permesso di tornare, ecco il sale, che ha permesso di tornare a percorrere le strade in sicurezza, però come potete vedere sui marciapiedi c'è ancora presenza di neve, c'è ancora presenza di ghiaccio, bisogna stare attenti, naturalmente anche indossare le calzature corrette, magari come possono essere queste, così il ghiaccio, la neve si spacca sotto i nostri piedi ed evitiamo così di scivolare. Queste le buone, normali pratiche naturalmente per evitare ogni tipo di problema. Qui invece ancora neve fresca, quindi insomma man mano che si sale in quota è chiaro che troviamo ancora la presenza di neve, però insomma possiamo dire che la situazione tutto sommato è tranquilla. Gli autobus, quasi tutti sono regolari, a parte alcune linee che hanno avuto delle piccole limitazioni. Gli spargisale sono andati avanti a lavorare tutta la notte in tutta la provincia di Trieste, ovviamente anche negli altri comuni come Muggia, come vi abbiamo mostrato ieri all'interno del nostro notiziario, quindi possiamo dire che da Cattinara la situazione è questa, Bernardo, e adesso magari andremo fuori da un'altra scuola per far vedere appunto che è chiusa, poi vediamo anche se riusciremo a fare un blitz in un altro punto della città. Bernardo, ti restituisco la linea. Grazie a Gianluca Paladin. Aggiungo dunque a quanto detto dal collega la questione degli autobus. L'autobus in servizio sulla linea 12 arrivano fino a Piazzale Canestrini e non raggiungono San Pelagio. Gli autobus della linea 40 non transitano per Crogole, Prebeneg e Caresana. Da capolinea di Bagnoli della Rosandra i mezzi proseguono verso Trieste. Gli autobus della linea 41 non transitano in zona Rio Ospo e a San Giuseppe della Chiusa. È servizio regolare per quanto riguarda tutte le altre linee, lo comunica la Trieste Trasporti. Andiamo in compagnia di Zeno Saracino invece a parlare di qualcos'altro, o meglio, torniamo indietro nel tempo al periodo del governo militare alleato, non tanto per parlare della storia, di quanto ha compiuto in termini diciamo sociali e politici, quanto quello proprio fisici, strutturali, Saracino. Certo, lo spunto era stato offerto sia dall'anniversario, perché 1954-2024, e anche dalla pubblicazione di questo libricino che era stato ad opera, in questo caso lo Scopri Trieste, di due storici dell'arte, Gianni Palcic e Luca Bellocchi. Qualcuno di voi forse conoscerà Luca Bellocchi perché è il principale esperto dei cimiteri triestini, no? E avevano posto una domanda interessante con la quale dopo avevamo anche chiacchierato, ovvero spesso si parla del GMA con riferimento al TLT, naturalmente siamo in un periodo, forse il periodo
più politicizzato nella storia triestina, è il periodo anche di maggiore propaganda, però non ci si chiede che cosa hanno costruito gli anglo-americani, nel senso che cosa ci hanno lasciato a livello di edifici, di costruzioni, perché se pensiamo al periodo austriaco è facile individuare i palazzi principali, il Palazzo del Lloyd, il municipio, eccetera. Se ci riferiamo al periodo fascista, gli edifici razionalisti dello stile Littorio, la Casa del Fascio, eccetera. Però in 9 anni, perché è un periodo non proprio breve, nella quale gli americani e gli inglesi gestirono la città, furono anche anni di forte ricostruzione. E dopotutto la città era emersa dalla Seconda Guerra Mondiale in condizioni particolarmente difficili. Infatti non a caso, per riferirsi a questo periodo, di solito si parla di architettura di emergenza, in quanto la prima esigenza, l'esigenza immediata, è dare asilo, dare rifugio a coloro che avevano perso le case a seguito dei bombardamenti del 44, in particolare del 45, e anche al gran numero di sfollati. Pensiamo all'intero fenomeno degli esodi che si sviluppa in questo periodo, per cui vi è proprio un'emergenza abitativa. E accanto a ciò vi è anche una presenza militare molto accentuata. Consideriamo che nei primi anni 50, 1948-1950, la presenza inglese e americana si aggirava intorno ai 10.000 soldati, persone che dovevano essere alloggiate, che avevano un parco veicoli, che avevano necessità anche dei propri spacci alimentari, delle proprie utilities, che erano quelle inglesi o americane, quindi profondamente diverse da quelle italiane o in generale da quelle triestine. 10.000 soldati, 2.000 dependents, come venivano definiti, cioè le famiglie al seguito, le mogli, i figli, accompagnatori, personale ausiliario, quindi un gran numero di persone che si aggiungeva anche a una situazione di una Trieste, che era una Trieste che aveva visto il ritorno di coloro che si erano rifugiati nelle campagne, che vedeva il fenomeno degli esuli, al centro di diverse rotte migratorie degli sfollati in generale. Per cui vi è questa emergenza di costruire e i privati non hanno in questo periodo le forze, non vi è proprio il capitale finanziario per costruire ex novo nuovi edifici, ed è un compito che si sobbarca ai GMA. E naturalmente, essendo architettura d'urgenza, architettura d'emergenza, non è particolarmente pregevole sotto il profilo architettonico, siamo lontani da quelli che erano gli stilemi di inizio Novecento o anche degli anni 30, però è comunque un'architettura interessante. E naturalmente, essendo architettura d'emergenza, quali sono le prime case che vengono costruite? Case popolari, nella zona di San Sabba, ad esempio, nella zona di Opicina. Opicina ha intere sezioni, ha interi frammenti di quartiere che riprendono quelli che sono i modelli dei quartieri americani. Se visitassimo una città americana che ha ancora i quartieri degli anni 50 e visitiamo alcune parti di Opicina, non vi è una grande differenza, sono lo stesso modello di edifici, con di solito le sezioni delle terrazze, il garage, non a caso, perché siamo in una società che comunque ruotava intorno all'auto della prospettiva americana. E come mai parliamo di americani riferiti a Opicina? Perché in generale vi è una suddivisione di fondo. Inizialmente giungono 2 divisioni, una divisione inglese e una divisione americana. La 56esima divisione inglese, la London Division, che è attiva in particolare a Trieste nel centro, mentre invece gli americani, con i Blue Devils, l'88esima divisione, che alcuni probabilmente ricorderanno, erano ad esempio attivi anche in ambito sportivo, sono presenti maggiormente a Opicina. Opicina diventa il baricentro degli americani. Ed è in quest'ambito che si delinea questa architettura, che è un'architettura d'emergenza, che pertanto spesso non viene considerata o è stata in parte demolita. E accanto a ciò, naturalmente, se abbiamo tanti sfollati, occorre alloggiarli, ma occorre anche fornire qualche forma di lavoro, per cui vi è bisogno di un'occupazione, che sia un'occupazione che sottragga queste persone da un ambiente che è quello della Trieste degli anni 50, che vede proprio intere bande criminali, vede un fenomeno anche di delinquenza molto diffuso, trasversale all'intera popolazione.
Ed è in quest'ambito che si crea dapprima all'interno del Comune di Trieste con il GMA quello che viene definito un ministro d'urgenza e successivamente questo muta e diventa un ente che molti degli ascoltatori conosceranno, che era il SELAD, la sezione aiuto lavori disoccupati. Ti si presentavi di fronte al SELAD, dichiaravi di voler lavorare e per 1 o 2 giorni, una settimana venivi impiegato in lavori in campo edilizio, quindi sgomberare le strade, togliere le macerie da quelli che erano gli edifici demoliti dai bombardamenti, ripristinare le allacciature di gas, elettricità, eccetera. E il SELAD, nonostante non impiegasse persone che normalmente lavoravano come muratori, perché erano ogni genere di persona che volesse lavorare, dimostrò di essere particolarmente adatta a costruire i giardini. E questo è, se vogliamo, un terzo elemento, perché abbiamo la necessità di alloggiare i soldati, la necessità di alloggiare gli sfollati, quindi con le case popolari, e accanto a ciò però vi è un'attenzione già nei primi anni, già nel 48, nel 49, nei confronti del verde pubblico. E ne abbiamo tanti esempi, alcuni sono oggigiorno scomparsi. L'esempio maggiore è presente naturalmente con il giardino di San Michele, il grande giardino a gradoni. Se lo approcciamo da via San Michele, dove vi è non a caso la chiesa anglicana, anche se non vi è nessun rapporto perché la chiesa anglicana risaliva all'800, però era utilizzata come Garrison's Church dei soldati inglesi. Entrate e vedete una delle poche superstiti decorazioni del periodo alleato, che è la grande decorazione con i bambini che giocano, scolpita, in cui viene proprio scritto che il giardino è stato costruito dal SELAD e fu il trionfo, se vogliamo, di questa sezione di lavoro aiuto disoccupati che non aveva personale specialistico, non era appositamente formata per questo genere di lavoro e ne erano giustamente molto orgogliosi. Giardino che si sviluppa su 3 piani, poi ha avuto alcune modifiche successive, hanno inserito la fontana, è stato per tanti anni sede dell'associazione Andandes, vi è anche un interessante parco scultoreo. In questo caso non so se forse riusciamo, ecco, esatto, vedete in questo caso una delle poche decorazioni, perché in generale il GMA non era interessato a sculture, fontane, monumenti, l'importante era costruire qualcosa che fosse pratico, funzionale. E in questo caso, oltre alla decorazione del SELAD, vedete già dall'immagine, salendo, quello che è un elemento che caratterizza un po' tutti i giardini costruiti, in questo caso da GMA, ovvero questo pergolato che si sviluppa, che è spesso presente, perché lo ritroviamo davvero in tanti giardini triestini che vengono o recuperati o creati ex novo in questi 9 anni. Il pergolato, ad esempio, lo ritroviamo nel giardino di Piazzale Rosmini. Come no? È simile, e siamo nello stesso periodo. Quello è un giardino creato dal GMA. Non so se abbiamo il collegamento. Allora, dobbiamo gestire un attimo i tempi, perché abbiamo di nuovo Gianluca Paladin collegato. Io devo andare in pubblicità 5 minuti fa, quindi andiamo da Gianluca e poi ci dovremo fermare per la pubblicità, poi Saracino riprendiamo anche con l'aiuto di alcune foto. Di nuovo a te Gianluca, buongiorno. Sì, buongiorno Bernardo, a te, a Zeno Saracino, il tuo ospite. Abbiamo fatto un salto ad altura, la scuola media e la scuola elementare, chiusa per precauzione con l'ordinanza contingibile urgente a firma del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, appunto per rischio lastre di ghiaccio che si sono formate nelle scorse ore. Davanti agli ingressi c'è ancora neve e neve ghiacciata, quindi comunque ha attecchito la neve e il ghiaccio comunque è ancora presente. Anche qui sulla strada si vede l'effetto della salatura, il biancore ancora presente, ripetiamolo, come a Cattinara abbiamo detto poco fa nello scorso collegamento di pochi minuti fa. Anche qui super lavoro dei mezzi spargisale per garantire la sicurezza della viabilità. Poi ovviamente se parliamo dei marciapiedi, quelli di fianco dove ci sono i cassonetti dell'immondizia, il ghiaccio c'è ancora, quindi è chiaro
chiaro che chi cammina deve stare attento e prestare attenzione e comunque indossare calzature adeguate, come prima appunto vi abbiamo mostrato. Il vento, la bora continua a soffiare, non sostenuta come stanotte, ma comunque si fa sentire, fa molto freddo. È chiaro che in questo contesto il ghiaccio naturalmente persiste, soprattutto in una zona come Altura e Cattinara, che sono zone come dire leggermente in quota, quindi è chiaro che rispetto al centro cittadino è tutta un'altra cosa. Quindi confermiamo scuole chiuse, anche qui come prima abbiamo visto per l'Istituto Galvani, ghiaccio sulle scale che portano alla cancellata principale. Naturalmente con le calzature giuste questo ghiaccio si spacca, però insomma è sempre bene stare attenti per evitare ogni tipo di incidente. Questo è il motivo per cui in alcuni comuni della provincia, San Dorligo della Valle, Muggia, Duino Urisina, Trieste, sono state promulgate le ordinanze sindacali che chiudono le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi. Secondo un aggiornamento che ho avuto poco fa, sentendomi anche con l'assessore alla sicurezza, la polizia locale Caterina De Gavardo, non si sono segnalate criticità nella notte, nessun incidente legato al ghiaccio. Sappiamo che c'è stata qualche caduta, qualche scivolata ovviamente nelle scorse ore, qualche persona che purtroppo è passata sulla lastra di ghiaccio ed è scivolata, però non segnaliamo feriti gravi, insomma, fortunatamente per questa situazione. Vi ricevo la linea. Grazie Gianluca Paladin, come detto dobbiamo andare in pubblicità e torniamo tra poco sempre in compagnia di Zeno Saracino con tutte le spiegazioni relative al periodo del governo militare alleato e le costruzioni che hanno caratterizzato Trieste all'epoca e lo fanno tutt'oggi. A tra poco. Bene, torniamo in diretta con Sveglia Trieste, sempre in compagnia di Zeno Saracino, giornalista e docente, che ci sta raccontando del periodo del governo militare alleato e le costruzioni che sono state realizzate. Abbiamo anche Gianluca Paladin che, come avete visto già prima nei collegamenti, si sta spostando in città per verificare la situazione che ereditiamo da ieri fondamentalmente, vista la nevicata. Oggi non nevica più, c'è ancora un forte vento di bora e ci sono temperature che sono prettamente invernali. Avremo contezza poi di varie situazioni della città nel corso dei collegamenti. Torniamo al periodo del GMA con anche un paio di mail che ci arrivano, che ci dicono, una è di Marco, che salutiamo, che dice oltre alle case popolari Opicina la presenza anche delle case degli ufficiali americane nella stessa Opicina, tuttora abitate in zona Villa Carsia, caratterizzate con uno stile funzionale disposte su più piani, spesso con il giardino. C'erano anche queste? Certo, sì, in quel caso le case per gli ufficiali sono del tardo periodo, no? Perché abbiamo inizialmente una prima architettura che è abbastanza architettura d'emergenza anche quando si tratta degli alloggi per i soldati, però vi è una seconda fase, in particolare verso i tardi anni 50, proprio prima della fine di questi 9 anni di governo alleato, in cui vi è una maggiore attenzione ai moduli costruttivi. In questo caso l'attenzione in particolare era dovuta anche al fatto che gli ufficiali avevano requisito quelle che erano le case dei triestini, per cui vi è proprio un programma apposito in cui si afferma: costruiamo queste nuove case per gli ufficiali in modo che vi restituiamo le case che sono di legittima proprietà, specie dell'alta borghesia triestina, e quando andremo via da Trieste, indifferente che cosa succederà, se vi sarà il TLT o se Trieste diventerà italiana o diventerà della Jugoslavia, queste case verranno restituite e questo permette di avere anche un maggiore appoggio da parte della popolazione. Allora, so che c'è molto interesse a capire quali edifici, quali strutture, oltre alle case, siano state costruite in quel periodo. Certo, in realtà è una domanda difficile perché si costruisce tanto. Considerate che dal 1948 al 1952 vengono costruite 564 edifici. E naturalmente prendiamo alcuni esempi. Avevamo visto quello che era il giardino di San Michele, che è un esempio delle creazioni del SELAD, poi torneremo sul discorso del verde pubblico. Sì.
Alloggi popolari, un esempio molto semplice di alloggi popolari, scuola media Campielisi, costruita non a caso negli stessi anni da una reliquia del periodo precedente, cioè l'architetto Umberto Nordio. Accanto abbiamo una serie di case, quasi un intero quartiere, disposte in fila. Quelle sono case popolari costruite proprio nel primo periodo del governo anglo-americano e quindi sono un esempio di questo genere di costruzioni. Sono modelli regolari con una scansione molto precisa, un modello funzionale, hanno una corte interna e sono costruite in modo che il sole sia quasi sempre presente, quindi sono quasi sempre affacciate al sole. Vi è questa attenzione costruttiva, pur essendo in quel caso proprio case, vi è un'espressione abbastanza divertente oggigiorno, all'epoca non lo era, perché vengono definite case popolarissime, quindi case costruite proprio con grande velocità, con grande esiguità di mezzi. E, accanto a ciò vi sono ad esempio tante costruzioni ausiliarie, ad esempio Parco di Sant'Andrea. Il Parco di Sant'Andrea viene in parte modificato nel periodo del GMA, anche se senza rilevanti modifiche, però se avete presente, scendendo lungo il Parco di Sant'Andrea e percorrendo la strada che costeggia, il marciapiede, scusate, che costeggia la strada, troverete un piccolo edificio che oggigiorno è completamente abbandonato, nonostante sia vincolato dalla sovrintendenza. E quello era uno spaccio alimentare che poi divenne un bar attivo fino agli anni 90, che venne costruito all'epoca degli americani. Quindi abbiamo questo genere di costruzioni molto utilitarie, molto pratiche. L'esempio di architettura maggiore, l'unico forse che ha un grande valore anche architettonico, è la stazione Rogers, naturalmente. La stazione Rogers, costruita come rifornimento carburanti per l'ex Aquila, la raffineria che era stata bombardata dagli americani e poi ricostruita dagli stessi nei primi anni. In quel caso l'architetto Ernesto Nathan Rogers e l'intero gruppo al quale faceva riferimento costruiscono in uno stile che è uno stile molto simile a quello che troviamo negli Stati Uniti, quel genere di architettura quasi giocosa, pop, con questo uso anche dei materiali piuttosto interessanti, specie nei pavimenti, nei rivestimenti, eccetera. Allora, abbiamo una telefonata, Saracino, lo ascoltiamo, poi dovremo fermarci nuovamente per la pubblicità. Buongiorno. Pronto? Hanno cambiato idea? Buongiorno. Niente. Niente, pazienza. La bufera. Una mail invece chiede se risulta che il castello di Miramare sarebbe dovuto essere costruito nella Valle delle Noghere. Io purtroppo su questo non ho mai avuto notizie, perché ecco, ringrazio la persona che mi aveva scritto e mi scuso perché mi aveva già scritto attraverso altri canali, purtroppo io ero impegnato, non avevo modo di rispondere. Che io sappia non vi fu mai questo progetto, perché si pensò sempre di costruire Miramare dove attualmente sorse, però è un campo sul quale si può ancora indagare. Un'altra mail invece chiede: le case di Gretta sono state costruite dagli anglo-americani? Nel caso di Gretta vi è un'ampia presenza di costruzioni proprio del periodo del GMA. Naturalmente si tratta di un'architettura che è un'architettura abbastanza funzionale, per cui a volte abbiamo case degli anni 60 che sono identiche alle case costruite negli anni 50. A questo proposito però, se vi interessa, proprio il testo Scopri Trieste di Palcic e dell'associazione Nadir Pro ha proprio le mappe nella quale hanno fatto la scansione dei singoli edifici. Però nel caso di Gretta la presenza è abbassza numerosa. Ora magari durante la pubblicità sfogliamo le vie, così dopo poi per curiosità... Ti ricordavo, vi è proprio quasi una sezione molto ampia. Allora, vediamo se c'è questa telefonata di cui avevamo avuto sentore poco fa. Buongiorno. Pronto? Niente. C'è Gianluca Paladin? Nemmeno? Così faccio tutto un unico, no? Cerco di fare un check prima della pubblicità. Niente, ok, allora andiamo in pausa che dobbiamo, così rispettiamo i tempi e poi ci rivedremo. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, sempre con Zeno Saracino, nostro ospite questa mattina. Vediamo se c'è questa telefonata che mi segnalano. Buongiorno.
Buongiorno Gulotta, mi scusi, posso? Prego. Nivea. Sì. Allora, io volevo dire a Saracino, anche quel gruppo di case che va da via Cantù fino a Campo Colonia, sì. se non erro, è stato fatto dal GMA. Mio padre è stato proprio, ha messo su la prima ditta e poi è andato avanti fino al pensionamento grazie agli anglo-americani. Non so se quelle case, no, so se gli americani hanno fatto anche il Campoconi, senz'altro quel campo di tennis fatto sotto la caserma dei carabinieri, che fa parte sempre di quelle case lì. Ecco, questo volevo dire, se mi può assicurare, se mi può dire qualcosa, grazie. Grazie signora. Sì, effettivamente, se non sbaglio, proprio in zona via Cantù c'è la via Muratori, che dovrebbe contenere tutta una serie di complesso abitativo costruito. La zona di Cologna è molto ricca in quel senso, proprio il periodo in cui iniziano a costruire, e abbiamo anche l'intervento di alcuni architetti che poi conosceremo per opere successive, perché vi è Romano Boico, ad esempio, che all'epoca era ancora giovanissimo, l'architetto Ramiro Meng, e come osservava la signora correttamente, nella zona di via Cantù, in generale in quella zona di Cologna, le case vengono proprio costruite in questo periodo. E dopo, una volta che era stato stabilizzato quella che era l'emergenza, almeno tamponata questa prima iniziale emergenza, e avevano quindi costruito le prime case popolari, le case per i soldati e gli ufficiali, vi fu questa esigenza che in un certo senso anche riflette una mentalità abbastanza avanzata, perché gli americani, o meglio gli inglesi e gli americani, perché gli americani erano soprattutto Picina, in realtà a Trieste vi era soprattutto il Bedford, che aveva poi mutato da quella che era la 56esima divisione, cioè gli inglesi, e avevano una grande attenzione nei confronti del verde e dello sport. Non è casuale, perché consideriamo che Trieste era stata una città estremamente divisa, una città che era stata devastata da divisioni etniche e nazionaliste che erano particolarmente vive, e lo sport veniva considerato dall'amministrazione anglo-americana una possibile soluzione per rinsaldare la popolazione. Pensiamo al Soldiers Field a Opicina, lo Yankee Stadium, tante strutture nella zona di Zaule, ad esempio. Una forte attenzione in generale nei confronti anche del ripristino delle strutture sportive precedenti, che non è scontato, perché gli americani erano ben consapevoli di quale utilizzo avesse fatto il regime dello sport. Lo sport era diventato uno strumento di propaganda, però viene recuperato fin da subito, e naturalmente vi è anche l'intenzione di offrire strutture sportive ai soldati presenti. A questo proposito, ad esempio, viene riutilizzato l'idroscalo. L'ex idroscalo diventa, se non erro, in questo caso vado a memoria, uno dei primi luoghi dove vi è il pavimento a parquet per gli incontri di basket, di pallacanestro, uno dei primi casi assoluti in Italia, e naturalmente si tratta dei giochi di squadra che conosciamo. A proposito dei parchi, volevo ricordare che il Selad, oltre al parco di San Michele, che tutt'oggi è presente, aveva realizzato proprio verso la fine del governo alleato un bellissimo parco in una zona che oggigiorno non associeremo mai a un giardino, ovvero dove sono presenti gli edifici dell'INAIL subito dietro Piazza Unità. Se avete presente quei grandi edifici collocati a fianco del Teatro Romano, dove vi è quella strana statua dell'assistito e del medico, se avete presente quelle due statue in costume da mitico. Ecco, lì avevano costruito un giardino che aveva avuto anche dei premi internazionali. Però in questo caso l'INAIL richiese di riavere indietro quei terreni, perché aveva un contratto che risaliva ancora agli anni 30, e vennero costruiti gli attuali edifici, che sono tutt'oggi sede. Però un esempio anche di questa attività, anche di un'attenzione, se pensiamo che la città era appena emersa dalla Seconda Guerra Mondiale, verso elementi che potremmo considerare accessori, che però erano centrali: verde pubblico, sport, attività ricreative. E naturalmente
vi era pur sempre questo legame connesso alla presenza militare, no? Per cui spesso abbiamo in questi 9 anni questo fenomeno assai sgradevole in cui il Comune di Trieste inizia a costruire case popolari e le autorità militari presenti dicono: ma sai, tutto sommato quelle case che stai costruendo sarebbero perfette per i nostri soldati. Le requisisce e il Comune di Trieste è costretto a costruire nuovi caseggiati, o vi sono anche forme di mercanteggiamenti per cui in cambio le autorità alleate concedono altri edifici che in origine erano destinati a caserma, eccetera. Scambio, una specie di permuto. Esatto. Okay. Sì. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, volevo dare il mio contributo, se posso, al fatto delle case costruite dagli americani. Allora, premetto che io sono istriano, siamo stati nelle baracche sotto i vigili del fuoco. Sì, prego. Vado avanti. Ok, allora, sotto il campo di baseball di Villa Carsia c'erano delle costruzioni tipo, chiamiamole, bifamiliari, dove negli anni 60 era stato costruito un asilo e quindi quelle case lì erano prevalentemente abitate dalle forze dei militari, dalla polizia. Comunque volevo dire questo, noi a Trieste siamo stati, penso, tra i primi ad avere una squadra di baseball, perché a Villa Carcia c'è il famoso campo di baseball dove c'è anche la struttura di calcio e tutto. Sì. E quindi noi, quando eravamo piccoli, parlo degli anni 60, non vedevamo l'ora che arrivasse qualche nave americana, perché loro venivano a giocare a baseball e noi affamati di palle di baseball e le masse, quindi quando una palla usciva fuori campo noi eravamo lì come falchi a recuperarla, e soprattutto le masse di baseball, quelle che venivano rotte, che le buttavano via, noi con chiodi, con colla, con quello che avevamo a suo tempo, riuscivamo a giocare, quindi lì si è formata la mentalità del baseball. Ok. Ecco, questo è il mio contributo. Grazie. Per quello che posso dire, ecco. Grazie. Buona giornata. Buona giornata. Beh, sì, lo sport è stato un un bel ricordo che ha aiutato anche a... Naturalmente una simile presenza, specie americana, il baseball a Trieste aveva potuto decollare, no? Perché si erano formate delle squadre che inizialmente erano dei militari e poi erano diventate anche dei triestini stessi. E quindi l'esempio maggiore è specie con il basket, no? Con la pallacanestro, che era già presente a Trieste dal 1920, perché Trieste è il primato assoluto che attraverso i ricreatori e poi la società ginnastica triestina è stata la prima a portare davvero la palla al cesto, come lo definivano, in Italia. E poi successivamente, proprio nel periodo alleato, abbiamo tanti casi di allenatori triestini che vengono formati da quelle che sono le presenze anglo-americane locali. Ferruccio Ghietti, ad esempio, che è stato un grande allenatore della squadra femminile dell'SGT, raccontava proprio che si recava alle partite dell'ex Idroscalo, per cui c'è proprio un legame diretto in tal senso. Ecco, a questo proposito avevamo menzionato Verde Pubblico, e naturalmente strutture ricreative e sportive, ma vi sono anche le scuole, quindi vi è un gran numero di scuole e anche di chiese effettivamente che vengono realizzate in questo periodo. Ad esempio in via Rossetti vi è la chiesa di Ramiro Meng, se avete presente, con una struttura degli anni 50, non è collegata agli americani, fu un'iniziativa autonoma, ma proprio di fronte al Giardino Rosmini vi è la chiesa di Madonna del Mare, che venne costruita in quegli anni. Vi è un divertente aneddoto perché la chiesa fu costruita direttamente dai francescani con materiali di recupero e vi era in particolare un francescano che viene ricordato anche all'interno della chiesa in una descrizione relativa alla sua storia, che recuperava materiali di recupero dagli edifici che venivano demoliti, specie dal Selad, no? Edifici sventrati dalle bombe, eccetera. Ed era talmente attivo che veniva definito il facchino della Madonna, perché trasportava sempre con sé questi grandi sacchi pieni di materiali, anche dai bunker, da fortificazioni, eccetera.
mentre invece nel campo delle scuole, in particolare quasi tutte le scuole del Carso vengono costruite in questo periodo, c'è anche una sperimentazione molto attiva, mentre invece occorre ricordare, non è collegato al GMA, anche se si svolge sotto il loro governo, è un'iniziativa autonoma, la bellissima struttura del Villaggio del Fanciullo di Marcello D'Olivo, che rappresenta forse l'architettura più spinta, più audace del periodo, perché siamo già in un campo quasi brutalista, specie nell'edificio centrale, con questa struttura molto particolare. E la struttura stessa riprendeva modelli americani, perché il Villaggio del Fanciullo è una traduzione delle Boys Town, che erano strutture già presenti negli Stati Uniti per profughi, orfani di guerra, veri e propri villaggi solo per ragazzi, con una struttura naturalmente di caratura religiosa. Dotata di molti spazi, esatto, di molti ambienti. Una cittadella autosufficiente. Una cittadella, sì, sì, esatto, villaggetto. Quello è il villaggio. Come dice il suo nome. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno a tutti. Prego. Volevo fare una domanda, no? All'ospite. Ci dica. Mi senti? Sì, sì, ci dica. Ah, boh. Allora stavo in Paolo Veronese e passavo avanti mattina e poi al pomeriggio, al mezzogiorno, alle 2, finivo la scuola, davanti all'ospedale militare americano, che mi buttavano i Cevington, no? E se mi sa dire qualcosa di quell'ospedale, che adesso mi sembra che sia la scuola, no? Grazie comunque. Grazie. Grazie, buongiorno. Cosa sa dirci a riguardo, Saracino? Allora, in questo caso sì, viene costruito l'ospedale militare americano, dovrei un attimo rivedere anche dalle fonti, comunque nello scopo di Trieste, che è molto agile, trovate proprio la scansione dei diversi edifici, per cui è possibile rintracciare, perché abbiamo ospedali esplicitamente rivolti nei confronti in particolare dei militari, ma vi sono anche strutture assistenziali costruite in questo periodo. In generale ampliano quello che è ad esempio quelli che sono gli ospedali principali, anche lo stesso Burlo, Cattinara, eccetera. E in questo periodo in particolare viene realizzata quella grande struttura che rimarrà abbastanza a lungo, che oggigiorno invece è parte della Trieste scientifica, che è la struttura Santoro, presente sul Carso, pensata ancora per i tubercolotici, perché siamo nella parte alta. Per cui vi è anche questa attenzione nei confronti anche di una popolazione che era appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, per cui avevamo anche un'emergenza di carattere sanitario. Okay. C'è una mail che dice: posso chiedere se gli edifici di via Murat sono stati costruiti dagli americani? Sono imponenti, con appartamenti ampi e con al piano terra piccolo appartamento per il portiere. Credo che il periodo della loro costruzione sia quello. Ci ha partecipato mio nonno. Grazie Renata. Sì, il periodo dovrebbe essere quello, per cui dovrebbero essere del GMA, però per sicurezza meglio controllare. Ok. Io non so dopo dirvi proprio via per via. Conosco certo. alcune sezioni, alcune parti. Parlando di aree verdi ma anche istituti scolastici, l'attuale comprensorio della scuola Longo, quella vicino a Campo Cologna, è un esempio di costruzione americana, no? Sì, scuola con un ampio parco, un po' americana. Noi continuiamo nel senso a dire costruzione americana, no? Dopo in realtà, più che altro inglese, no? Sì, nel centro di Trieste l'amministrazione era soprattutto britannica, perché vi era il Bedford, mentre invece soprattutto a Picina vi era il Trust, no? E poi era amministrazione anglo-americana, anche se il genere di gestione che avevano era il direct rule, no? Che era un tipo di amministrazione squisitamente inglese, nel senso era presente in tutte le colonie, vi era anche l'idea che viene esplicitata, che era molto diversa da quella italiana, specie nell'istruzione, che lo Stato deve seguire il cittadino dalla nascita alla tomba, quindi uno Stato fortemente assistenziale, che tuttavia qui si inserisce l'elemento americano, se vogliamo. Vi è anche l'idea di avere un risveglio delle istituzioni democratiche, per cui si inizia a incentivare la partecipazione attiva del cittadino. Ho capito. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, prego. Quasi Gianni che parla. Un buon anno a tutti e un buon anno anche per me. Volevo solo dirgli al signor, però non so se vi ha già detto,
prima di tutto che ho una grande stima per questo signore, perché vedo che prima di parlare studia tanto e questo è importante. Quel periodo che adesso lei la parla, che la dà un libretto se non sbaglio, questo non lo ho, però ho vissuto tutto quel periodo, di conseguenza tante robe che lei l'ha detto e tutti quelli che ha parlato delle robe che sono successe, però qualche piccola imperfezione c'è stata, perché il campo che aveva parlato sulla piscina, questo sta il secondo campo, e il primo campo era Valmaura che ha fatto il club Lori, e là era il campo sia di baseball e sia di palovale, perché dopo che ero grandetto giocavamo in quei campi là, che era sotto la ferrovia praticamente. Non so se lei la sa, che via Flavia che aveva accanto alla ferrovia, ecco, dopo che quel. Okay. Allora è un'altra roba importante che non ho sentito, ma probabilmente l'ha detto, che i lavori degli americani sono tantissimi, direi, e anche quel del Monte Pantalon, non so se ne parlato. No, dobbiamo ancora, ed è giusto, sì. Il Monte Pantalon, grazie agli americani, si sta buttando mezzo per poter le saline de Zaule fare. Adesso, scusi, mi sono vecchio e sono anche in un momento non facile per la mia famiglia, ma lo stesso, se parla del Trieste, mi commuovo e vado avanti. Il Monte Pantalon, Trieste, i triestini, si trovava solo con pala e picon. Allora cosa ha fatto? Gli ha domandato agli americani se gli dà quei bus lover, quei che scava, insomma. E grazie agli americani che ha dato questo, e ha potuto fare quel lavoro. E gli americani gli ha domandato proprio il permesso di fare quel campo di baseball e loro che lo ha dato. È un grande stima che ho dagli americani, che quando il comune gli ha chiesto se per cortesia va via, gli se andava via subito, e da quel momento si sta fatto il campo suo piscina. È un'altra roba, no, però probabilmente l'ha già detta lei, ma perché ne devo assentare un momento. E il boschetto, non so se l'ha parlato. No, il boschetto si sta fatto tutto grazie agli americani, perché il boschetto era tutto tagliato. Io parlo perché stavo proprio là. Era tutto tagliato e gli americani hanno fatto il rimboschimento. E tanti triestini, fra i quali mia suocera e il mio amico e tanti altri, che ha fatto di nuovo il boschetto, se no il boschetto non era più. Tante robe dovrei dire che anche di quelle case che ha fatto, ma non voglio portare via troppo tempo perché forse anche gli altri devono dire, ma questo che altro siamo verso la fine. Dire perché gli americani, oltre a tutto, ma tante robe, la napoleonica, che adesso non la era così. Era, prima di tutto ne seguono un vicolo, dopo si sta aggiustata nel 1937 dalle Alpine delle Giulie, e dopo si sta fatta dagli americani, allargata con le piazzole per il Belvedere e tutto. Scusa che avevo ciaccolato, anche se non lo voglio, però volevo salutarvi. Grazie Gianni, grazie. È stato come sempre molto prezioso. Ancora 3 minuti circa, Saracino. Sì, ecco, Gianni che ringrazio, perché era, come sempre, gli interventi sono proprio ineccepibili di Gianni.
E ha introdotto quello che era l'ultimo elemento che ci mancava in questi pochi minuti, ovvero l'elemento industriale, perché con lo sbancamento di parte del monte e l'interramento parziale della zona di Zaule si elimina quella che era stata un tempo una zona di saline, che poi era diventata una discarica a cielo aperto, si completa quello che è il canale tutt'oggi presente in quella che già nella visione del GMA avrebbe dovuto essere la zona industriale. Ed è un elemento di grande importanza, anche se non vi sono monumenti, non vi sono passaggi architettonici, però attraverso il GMA si pongono le basi di quella che tutt'oggi è la nostra zona industriale. È proprio si intuisce già quelle che saranno le possibili direttrici di crescita della città. Okay. Ed è un elemento che andrebbe rilevato maggiormente, perché oggigiorno è rimasta l'unica area di vera espansione industriale, se vi pensiamo, l'area di Retroporto, il canale, eccetera. E Servola poi è stata menzionata, no? Con certo, Pantaleone. Che... Vi anche, siamo sempre in quella stessa area, vi è anche San Sabba, se pensiamo che zona, io non l'avevo menzionato, ma naturalmente la vecchia risiera, poi diventata Polizeitlager, nella zona antistante venne creato uno dei principali campi profughi, qui siamo in quell'unico ambiente che viene realizzato, ed è anche area di case popolari di nuovo, per cui ritorniamo nello stesso ambito. Dunque, noi siamo verso la fine, ormai mancano pochi secondi di questa puntata, troveremo Zuno Saracino prossimamente, se avrà piacere ovviamente, con grande piacere. Impegni permettendo, per parlare di altre situazioni. In questo libretto che ci ha presentato ci sono tutta una serie di informazioni relative alle costruzioni dell'epoca del governo militare alleato, oggi ancora in piedi oppure rimodulate per andare incontro alla modernità. È concepito proprio come una serie di itinerari, se vogliamo, una promenade, per cui è possibile aggirarsi, ritrovare i diversi edifici con una certa difficoltà, ma si può fare. Grazie a Zeno Saracino per essere stato con noi, una buona giornata e un buon lavoro. Noi ci fermiamo qui, pubblicità giocoforza, ed Sveglia Trieste termina dunque qui. Grazie a tutti per averci seguiti, arrivederci.